Allora, direi che possiamo iniziare esattamente alle ore 20:13 e la parola subito al segretario per l'appello. Buonasera. Botteon Adriano. Presente. Carnelos Graziano. Presente. Costa Giulia. Daregian Antonio. Darcier Caterina. De Bastiani Alessandro. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Arriva un po' in ritardo. Sì. Assente. Maset Giuseppe. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo. Sonego Elisa. Ha comunicato che sta arrivando. Tocchet Silvano. Presente. E Tonon Roberto. Presente. Quindi 15 presenti e 2 assenti. Scrutatori. Scrutatori, Dus, Darcier, Posocco, che accettano. Bene, allora, buonasera a tutti, Consiglio Comunale straordinario, mi è pervenuta in data 6 dicembre 2017, mediante PEC, alla cortese attenzione del Presidente, Segretario e Sindaco, la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario e naturalmente ai sensi dell'articolo 34 del regolamento ho proceduto di conseguenza a convocare il Consiglio Comunale per questa sera entro i 20 giorni previsti dal regolamento. La richiesta è arrivata via PEC esattamente in pari data da parte del consigliere Saracino, per cui manca un atto originale e lo invito pertanto a darmi l'originale perché io non ho nessun originale agli atti. Quindi questa è la PEG, ma è una fotocopia. Vabbè. Sì, ha messo anche la fotocopia delle firme. No, glielo chiedo perché non avendo l'originale ho notato delle cose un po' strane che vado a illustrarle. Il testo, ecco, lo vediamo qua, il testo è rabberciato, è scritto metà a mano e in parte al computer e ho notato delle strane coincidenze tra il documento allegato alla PEC che lei ha trasmesso al Comune, con la quale veniva appunto richiesta la convocazione, e analoga richiesta dell'8 maggio scorso pervenuta in originale cartaceo. Certo, ma il problema è proprio qui, è che le sottoscrizioni sui due documenti appaiono del tutto sovrapponibili le une alle altre, almeno io non me ne ero accorto subito, mi sono accorto soltanto gli ultimi giorni, in un modo del tutto singolare. È per questo che io le ho chiesto l'originale, lei comunque mi ha consegnato una fotocopia. Lei dice che la PEC fa da originale, però il problema è che
a me le firme appaiono totalmente fotocopiate, non sono in originale. No, sono le stesse firme, è proprio è la stessa fotocopia delle firme. No, non è un problema per me, perché io non sono titolato a risponderle e naturalmente dovrò sentire su questo fatto i pareri, in particolare dell'ufficio legale, del segretario generale, dottor Spessotto, e naturalmente farò con loro aiuto, provvederò a verificare se questo è un aspetto rilevante e sotto quali profili è più o meno rilevante. No. Qui c'è un... Allora, io mi sono accorto da pochissimo di... Allora, se permettete, consiglieri, se mi chiedete delle cose, vi posso rispondere. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Io vi ho detto quelle che sono le mie perplessità confrontando i due documenti che sono chiaramente fotocopiati. Se questo è un aspetto rilevante lo chiederò all'ufficio legale, al segretario e a chi di dovere, va bene? Ecco. Questa è la cosa di cui mi sono... microfono perché altrimenti... Solo per chiarire, sì. Allora, è stata presentata una PEC con Esatto. delle firme. Le firme sono originali, non sono originali. Cioè, chiariamo sta roba qua e dopo andiamo avanti e discutiamo. Abbiamo un punto. Cioè, Quindi? No, quindi sto chiedendo se si può procedere con la discussione, dove sta il problema, e se Saracino può chiarire se non c'è l'originale, se fa fede la PEC. Cioè, chiariamo sta roba qua e poi andiamo avanti. Cioè, per me non vedo dove sta il problema. Allora, è arrivata una PEC. È stata presentata una PEC con le firme allegate. Quello che dico, se volete, lo possiamo anche vedere assieme. Insomma. Apre il microfono Apre il microfono a chi ha presentato la mozione. È stata presentata il giorno 6, oggi siamo il giorno 19 e in tutti questi giorni il problema non c'era, poteva anche contattarmi. Io il Consiglio Comunale l'ho convocato e mi sono accorto praticamente stamattina di questa coincidenza. È chiaro che io non vado a leggere, leggo la convocazione, leggo nel merito e poi convoco il Consiglio Comunale. Chiedo scusa, allora se lei sta insinuando che io ho fatto un falso, cioè io le firme le ho raccolte dai nostri consiglieri qua e lo stesso modulo stampato l'altra volta dice che sono uguali, possono essere anche uguali, ma è lo stesso stampato, non riesco a capire qual è il suo problema. Sta cercando una scusa per annullare il Consiglio Comunale, se no doveva farlo prima, non il giorno 19 alle ore 20 e 22. Se c'è un problema facciano riunione con i gruppi, spieghi qual è il problema. Allora, il fatto che io sto cercando di annullare il Consiglio Comunale, l'ha detto lei, io sto soltanto mettendo in evidenza quello di cui mi sono accorto stamattina. Mi è sembrata una cosa... Sì, ma che però, scusi, qual è il fine? Se no, facciamo una riunione di capigruppo e cerchiamo di capirci, perché onestamente mi sembra un po' tirata per le orecchie. Lei dice che lo stesso stampato, perché c'è una legge che dice che io non posso usare un foglio e fotocopiarlo e mandarglielo, non riesco a capire questo. Possiamo rispondere al Presidente. Qual è il problema? Qual è il problema? Abbiamo ancora da capire qual è il problema. Il problema è che le firme presentate nel documento del 6 dicembre sono fotocopiate dal documento dell'8 maggio e non sono firme in originale. Quindi non è un documento originale. Ma scherziamo? Allora, voglio essere più chiaro, visto che me l'avete chiesto, questo è il documento
pervenuto via PEC. Sì. Bene, queste sono le firme, questo è il documento scritto a mano libera. La cosa mi aveva sorpreso all'inizio, però insomma, scritto a mano libera, va bene. No, io, Cioè, sta insinuando che... consigliere Sant'Antonio, io ho convocato il consiglio, non voglio annullare il consiglio, io vi mostro quello che ho trovato. Quello che ho trovato è esattamente questo. Queste sono le firme del 6 dicembre e queste in dissolvenza sono le firme dell'8 maggio ed è evidente che sono le stesse firme perché addirittura la firma di Posocco Gianluca è tagliata, la firma di Fasan ha lo stesso svolazzo, eccole qua. Quindi questa è esattamente sovrapponibile una fotocopia del documento dell'8 maggio. Qui si vede benissimo, eccolo qua. Allora, il sottoscritto quindi mi riservo, come Presidente del Consiglio, di sentiti i pareri, in particolare dell'ufficio legale del Comune e del segretario comunale, di verificare se questo aspetto è rilevante sotto i profili e sotto quali profili. In particolare, credo che sarà necessario stabilire se sia il caso o meno di demandare alle autorità competenti la valutazione circa la rilevanza penale o meno dell'eventuale illecito. Perché questo non è il modo di procedere. Dopo di questo io ho convocato il Consiglio Comunale e non voglio annullare assolutamente nulla. Questo è quello che ho trovato. Oggi non... Potete spegnere il proiettore. Buonasera a tutti, bel clima natalizio che ci ha preparato Presidente, cioè scusi da Presidente, quando le è arrivata la convocazione, prima di convocare il Consiglio Comunale, un Presidente controlla se è tutto a posto, se qualcosa non è a posto penso che chiama il Consiglio, guarda che non va bene così, ma convocare, mostrare qui sinceramente mi sembra è veramente scorretto come atteggiamento. Cioè, se qualcosa non va da Presidente, non convoca il Consiglio Comunale. Lo sportello. Si mette a posto, io non ho firmato, non sono tra i firmatari, non sono a conoscenza di questo, ma sentirmi all'inizio... Volevo far notare però che veramente è viscido come comportamento. Consigliere Botteon, è brutto. io ho convocato perché non mi sono accorto, se mi fossi accorto subito l'avrei sottoposto subito all'ufficio legale. Io mi sono accorto questa mattina. Ma allora non poteva chiamare stamattina. Come al solito. Facciamo una riunione di capigruppo, discutiamo di questo, magari rimandavamo il punto all'ordine del giorno, nessuno penso, ma però iniziare senza dire niente a nessuno, ecco la mia sorpresa, veramente è un Babbo Natale all'incontrario. Non è questione di Babbo Natale, è questione che la realtà è questa, consigliere Botteon. Questo è quello di cui mi sono accorto in mattinata. Complimenti. Consigliere Carnelò, prego. No, io rimango allibito perché questo Consiglio Comunale ha come presupposto che 20 giorni fa ci sia una richiesta firmata, sì, che ci sia una richiesta firmata, debitamente firmata, da il numero previsto di consiglieri comunali previsto dal regolamento. A proposito di sorprese di Babbo Natale, già il Consiglio Comunale di stasera è una sorpresa di Babbo Natale, perché se tutto c'è la straordinarietà, quindi non ci si meraviglia di nulla, così come nell'imminenza del Natale si è richiesto il Consiglio Comunale. Certo c'è una cosa, nel momento in cui sorge il dubbio, è chiaro che noi non siamo nemmeno legittimati, io non voto nulla perché divento compartecipe. Beh, se non c'è l'atto, c'è o non c'è? C'è o non c'è? No, non è quello il problema. Non è perché qualcuno ho sentito dire firmo adesso, un momento. Non conta assolutamente nulla firmarlo adesso. No, ma a dire la verità, io ho visto quella cosa lì, io ho guardato anch'io negli atti, io non avevo quella dell'8, ma sa...
Cosa? No, ma non serve, non serve l'atto notarile, basta. Insomma, avete visto? No, dipende se è legittimamente convocata un consiglio comunale straordinario che ha come presupposto giuridico la sussistenza di quell'atto. Insomma, non so se avete visto, io non so nulla, per carità, non ho certo... No, io ho detto, proseguo, dall'analisi de visum, io non ho nulla, difatti io non ho competenza su questo, ma siccome io mi tutelo prima, affarati illegittimi non ne ho mai fatti e qualcuno mi deve garantire che quel foglietto, e in base a quel foglietto è legittimo che mi abbiano scomodato per venire in consiglio comunale, perché sa... No, non è detto, non è firma falsa, non è detto, guarda, non è firma falsa, nessuno ha detto, e nessuno di noi ha la competenza di dirlo, peraltro. Per fortuna esiste la separazione dei poteri e giustamente non spetta a noi. Certo è, voglio dire, se sorge solo il dubbio, perché ovvio che può esserci, e fra l'altro lo ha sollevato il Presidente, di fronte al dubbio io non mi sento di partecipare, tanto sarà molto semplice, domani ne fate una, la firmate, la portate e fra 20 giorni ci ritroviamo. E fra 20 giorni poi... Cosa? Ma perché siamo qui allora, scusate? Perché c'è il presupposto? È come uno non lo poteva mica sapere, Vabbè, stamattina non è che quando che uno fa il detective Sherlock Holmes, Il Consiglio Scusate, Comunale è sapete? stato convocato martedì 12, se non erro. Esattamente. Dal 6 al 12 io l'ho convocato il giorno 12. Ma si fa i controlli da 6 a 12, no? 19. Oh, i controlli di che? i controlli li ho fatti, nel senso che mi è arrivata la richiesta e ho convocato il Consiglio. Di questa cosa non mi ero accorto, sinceramente. Anche perché riguarda un altro consiglio comunale. Ma proprio Sarà stato casuale, nella più totale sincerità, mi arriva la richiesta, mi metto d'accordo con gli uffici e convoco il Consiglio Comunale. E dopo mi accorgo stamattina, preparando le carte, mi accorgo di questa cosa. Questa è la situazione. Vabbè, io chiedo al segretario comunale. Consigliere Fasan, facciamo un giro di pareri su questo punto. Che parere vuole che le dia? Io credo che la cosa più importante è, anche ai telespettatori di Attenda TV a casa, che si discuta del piano parcheggi, non delle firme presunte false, e che io, a mio parere, quella è la mia firma e sono sicuro di quello che dico. Se la maggioranza non vuole fare questo Consiglio Comunale è forse perché non sa dare le risposte e si cavilla sulle firme fotocopiate ed altro. Se il Presidente vuole 3 minuti di riunione di capogruppo, noi andiamo lì, facciamo le firme e rientriamo dentro. Questa è buona volontà. Canelos non è d'accordo perché Cavilla è un avvocato e vabbè, però la cosa più importante credo che sia discutere prima del 1 gennaio del nuovo piano parcheggi che tutti si aspettano. Guardi, è talmente grande l'aspettativa che ho qua quasi 800 firme che supportano il mio intervento. Se non interessano... Cosa ha detto? Non ho capito. No, dillo cosa che l'ha detta.
Prego, consigliere, continui No, il suo intervento. 800 firme in 5 giorni non mi era successo nemmeno quando regalavo i Barbagigi da qualche parte, capisce? Allora, se questa amministrazione non intende fare il consiglio, me lo dica presto che devo ancora cenare e vado via subito, altrimenti continuiamo a fare una figura la gente, i vittoriesi a casa hanno altre aspettative da questo consiglio, Presidente, capisce? Anche il sindaco hanno altre aspettative e mi sembra che da qualche tempo il consiglio comunale sia un po' decaduto sia in stile che in argomenti. Faccia come crede ma decida alla svelta, grazie. Giusto? Chiedo scusa, consigliere. La parola al consigliere Sant'Antonio. Prego. Ecco, piccola premessa, volevo far notare ai cittadini presenti questa sera la consistenza di questa amministrazione. Siamo qua per un problema reale della città e questi si attaccano a un atto burocratico inesistente. Secondo, il Presidente del Consiglio presta il fianco a questa maggioranza, non è imparziale, presta il fianco a questa maggioranza e questo è il secondo fatto per cui cittadini tenete conto anche di questo fatto. Allora, per quanto riguarda il fatto delle firme, siamo qua tutti quanti, no? Chi ha richiesto il consiglio, lei ci fa dichiarare uno per uno che le nostre firme sono quelle reali e si prende lei la responsabilità di andare in procura a dire che sono false. Lei se la prende, perché noi qua firmeremo che le nostre firme sono quelle che ha presentato il consigliere Saracino. Del resto siamo qua per questo. Grazie. Lei non deve mettermi in bocca parole che io non ho detto. Io ho rilevato quello che ho rilevato. Punto e basta. Ho detto che siccome non sono proprio competente, ci sarà chi è competente in materia che deciderà. Consigliere Darè. Penso che su un argomento, su una richiesta di consiglio straordinario, non è che poi si possa andare a guardare su come, cosa e perché. I firmatari sono qua presenti, mi pare che anche dall'altra parte ci sia la maggioranza, quindi non vedo i motivi. Poi lei nelle opportune sedi faccia pure i suoi accertamenti, se le firme sono false, se sono estrapolate o quant'altro. Siamo qua per un problema che avete portato avanti voi, cioè un cambio dei parcheggi con un atto di giunta. Noi lo contestiamo, se volete andare avanti siamo qua, se no ditelo subito e riproporremo questo consiglio, questo argomento, magari andando magari da un notaio, perché a questo punto andremo da un notaio per certificare la firma. Grazie consigliere. No, io prendo atto delle vostre dichiarazioni, quindi se mi fate un documento in cui mi dichiarate che le firme sono le vostre originali, per me non è un problema. Sì. Vado avanti con questo giro di consigliere Dus. Sì, forse è la seconda volta che intervengo, quindi siamo a ruota libera. No, effettivamente cioè, la situazione è un po' imbarazzante, nel senso che già convocare un consiglio straordinario è qualcosa di impegnativo e gravoso anche, no? Per tutti. Il tema è importante perché riguarda comunque i cittadini in prima battuta e quindi credo comunque sia il caso di affrontarlo serenamente questo tema, anche perché io sinceramente non ho nulla cioè non ho nessun problema, ho presentato anche delle mie controproposte per cui ci ho lavorato, sono qui disposto a discuterlo. Io la domanda che faccio è possiamo discuterlo serenamente cioè, queste cose qui, la mozione, la proposta di consiglio, senza che vi siano ripercussioni? Se no, la presento anch'io una richiesta di consiglio straordinario, la presentiamo noi come consiglieri di maggioranza, una richiesta di consiglio straordinario per discutere di questo tema qua e la firmo qua davanti al Presidente, se è questo. Entro 20 giorni mi convoca il consiglio. Questo io
Io cioè, non ho problemi a presentare una richiesta di consiglio straordinario che venga convocata entro 20 giorni. Sono qua. Dopo però devo capire se al di là delle firme sono fotocopiate, io non lo so questo, come facevo a saperlo. Mi dovete dire se questa cosa qui inficia o meno il proseguo di questa cosa, e sarà qualcun altro a valutarlo. Ok, hai ragione. Grazie, consigliere Dus. Consigliere Posocco. Sì, Presidente, la invito a prendere una decisione, faccia una riunione dei capigruppo, Ok, no. perché se siamo qua, altrimenti dice l'annullo, mi impegno come giunta a non portare i parcheggi a pagamento dal 1° gennaio come nella delibera di giunta, così per fare un po' stasera facciamo finta di non esserci visti, i gettoni di presenza per piacere no, perché altrimenti facciamo l'ennesima figuraccia. Le firme, 800 firme qua che l'assessore ha detto che sono fotocopiate, anche questo andiamo a richiederle ai cittadini e siamo a posto, quindi per cortesia. Consigliere Posocco, è Grazie, pregato consigliere. cortesemente di non dire cose che non ho detto. Ho chiesto al consigliere Fasan se sono in originale o meno, punto. Non ho detto che sono fotocopiate. Assessore, devo togliere la parola. Allora, io, consigliere Posocco, per risponderle, io ho già preso la mia decisione. Finisco questo giro interlocutorio che è un po' atipico e poi... consigliere Saracino. Cioè, vorrei capire la contestazione sul fatto che non abbiamo presentato il foglio con le firme originali o perché c'è una firma digitale, cioè, vorrei capire questo. Sta contestando che non si può presentare un atto con firme digitali. Okay, dice che allora... cioè, anche se adesso vorrei anche capire questo. Allora, se mi contesta il fatto delle firme in originali, io penso che doveva già contattarmi il giorno 12 dirmi guarda, mi serve il foglio in originale. Se mi sta contestando il fatto di aver falsificato delle firme, insomma, questo non se mai mi dice contestato. di averle fotocopiate, No. io dico, non credo, cioè se le avessi fotocopiate dovrei avere il loro consenso, perché mi pare che se devo fotocopiare devo chiedere, le firme sono loro, cioè se lei vuole inficiare il Consiglio Comunale perché non ha presentato, non sono state presentate le copie originali, perché se no esiste la firma digitale. Allora, basta che mi spiegate qual è il problema. Se il problema, se no facciamo riunione dei capogruppi, almeno ci chiariamo senza dare questo spettacolo con calma, ai telespettatori. Io le rispondo subito. No. Io non voglio inficiare il Consiglio Comunale. Allora facciamo riunione dei capogruppi. Mi fate, come avete detto, mi fate la dichiarazione che queste firme sono vostre originali. Io ho solo, non mettetemi in bocca quello che non ho detto. Mi sono accorto questa mattina del fatto che le firme, secondo me, ma dico secondo me, e io non ho titolo per decidere, secondo me sono fotocopiate, punto e basta. Dopodiché, se volete, facciamo anche una riunione di capigruppo, altrimenti apro il dibattito, non c'è nessun problema. Comunque, consigliere Saracino, giusto perché capiscano quelli che sono a casa, la PEC e la firma digitale sono due cose diverse. Lei, un attimo, mi lasci finire perché io l'ho lasciata parlare, cortesemente. Allora, lei ha trasmesso una PEC, allegata a quell'atto c'era a quella PEC c'era un documento, se non vado errato, non so, PDF. Sì, che non era firmato digitalmente. No, la firma digitale è una cosa molto particolare. Allora, la firma digitale è un'altra cosa. La firma digitale è un kit che probabilmente lei come professionista forse ha. Io sicuramente ce l'ho, che serve a imprimere una data una marca temporale e una firma in modo digitale su un atto e sostituisce la firma messa a mano. Assessore? Ok? Ma un PDF X qualsiasi, nativo digitale o perché scansione o quello che è, non è un PDF firmato digitalmente, sono due cose diverse. Assessore Questo Denardi. non lo sto dicendo a lei, lo sto dicendo a beneficio di chi è a casa che probabilmente non conosce queste cose. Ok, allora Assessore Denardi, adesso qui non dobbiamo fare una lezione tecnica. La PEC e la firma digitale non sono la fotocopia delle firme. Se desiderate sospendiamo un attimo e facciamo una riunione di capigruppo. Consigliere Darè, ultimo intervento, prego. Secondo e ultimo intervento. Io non rifirmo un qualcosa. È già firmata, punto.
Se vuole va avanti e se non sospende il Consiglio. Deciderà chi dovrà decidere. Io aspetto l'originale. Allora, una breve sospensione. Chiedo scusa, consigliere Masetti. No, però adesso mi deve spiegare. Mi hanno chiesto con che criterio lei dà la parola? Io ero convinto che comunque ha ragione. Non ho dato la precedenza, l'ho data al consigliere D'Arè in manuale. Perfettamente per il codice della strada non Prego. dare precedenza c'è la sanzione. No, ma le dico, qui c'è un pulsante che in automatico dà la precedenza. Non avevo visto la sua, ho cliccato sull'assegnazione manuale. Per rispondere subito Prego. al ragionamento della convocazione di capigruppo, io non intendo venire dentro in riunione di capigruppo, perché per me il problema non si pone. Il problema non si pone. E cerco veramente di calarmi in chi ci sta ascoltando qui presente e chi ci sta ascoltando da casa. Immagino, credo e sono quasi sicuro che non abbiano capito qual è il nocciolo del contendere. Veramente io credo invece, e ne sono quasi sicuro, che stiamo lavorando della lana caprina, cioè stiamo parlando di niente. Allora, ma perché stiamo parlando di niente? Allora stiamo facendo tutto questo, tra l'altro mi pare di capire che una parte della maggioranza comunque non è d'accordo, ma l'amministrazione intende rinviare il punto. Cosa significa rinviare? Perché è stato convocato un consiglio comunale straordinario? Perché ci sono dei lavori in corso che noi come minoranza e credo una buona parte della città, le firme di cui parlava prima il consigliere Fasan lo testimoniano, non vuole questa tipologia di intervento che invece l'amministrazione sta cercando di fare. Allora, diciamolo chiaramente, lo rinviamo perché siamo al 20 di dicembre, riconvocandolo anche questa sera stessa, noi andiamo oltre il 1 gennaio, quindi i lavori vengono fatti, parte tutto e buonanotte suonatori. Non è il modo di lavorare. Allora, ripeto, chi ci ascolta sia da qua che da casa capisce ancora meglio, anzi io vi ringrazio di questo, a differenza degli altri miei colleghi, vi ringrazio di questo perché è un'ulteriore prova di come sta lavorando questa amministrazione. Quindi veramente noi non serve che ci impegniamo tanto in realtà come minoranza, già lo fate voi di vostro, no? di darvi come si dice la zappa sui piedi. Ripeto, ennesima volta, non capisco, ma veramente sinceramente non capisco qual è il problema, non lo capisco, non lo capisco veramente. Allora, sento una zanzara in sala, ma non, probabilmente. Non capisco, ma non per falsa modestia, ma che non lo capisca, secondo me non c'è un problema. Non c'è un problema. È un'invenzione che questa amministrazione sta mettendo in campo. Non va bene così, ma proprio veramente non va bene così. È chiaro che non potevate non convocare il Consiglio Comunale perché è a termine di regolamento, però insomma, viva Dio. Come in effetti è stato convocato. Sì, è stato convocato, ma adesso lo pensiamo di annullarlo. No, calma, chi ha detto questo? Beh, insomma, ma è quasi un'ora che stiamo ragionando. Non mi deve mettere in bocca parole che non ho detto. Il Consiglio è convocato. Io ho sollevato un problema, dopo deciderà chi deciderà. Consigliere Dus, è l'ultimo intervento? No. Allora, ho sentito delle richieste, però, consigliere Sant'Antonio, però delle richieste non proprio totalmente coincidenti sull'opportunità di convocare la conferenza di capigruppo. Prego. Sì, dico che abbiamo un segretario qua, adesso, secondo me è grave che intervenga l'assessore con tutta la competenza che le do di avvocato, abbiamo su queste cose qua, deve essere il segretario che è l'entità ufficiale che dà le spiegazioni sulla PEC, sulla firma digitale eventualmente, e non l'assessore con tutta la competenza che le do. E dopodiché, se tutti i richiedenti qua dentro dicono di aver richiesto il consiglio,
dica al segretario dove sta il problema. Grazie. Il segretario. Infatti il Consiglio è stato convocato. Allora, il segretario. Allora, breve riunione di capigruppo? Ok, sospensione. Il segretario risponderà dopo, non si esime dal rispondere sicuramente. Breve sospensione, grazie. Consigliere Saracino. Allora, lasciamo un po' di tempo per valutare. Adesso rifacciamo l'appello. Per valutare la bozza di documento che hanno chiesto di sottoscrivere, che ho chiesto e che hanno chiesto in parte anche loro di sottoscrivere. Allora, riprende la seduta, non ritengo opportuno fare l'appello perché siamo in 16, quindi manca Fiori in Fiorenza. Segretario, prego, a lei la parola se intende rispondere al consigliere Sant'Antonio, prego. Come ho già detto nella seduta di capogruppo, il Presidente ha convocato in base a una PEC, poteva farlo, è stato suo scrupolo stasera chiedere, perché ha avuto un dubbio che vi ha abbondantemente spiegato, se c'erano gli originali e se quelle firme erano state regolarmente apposte per la convocazione di questa seduta. Poi, per me, si può procedere. Dal punto di vista del Consiglio di stasera. Eventuali, come ha detto il Presidente, altri rilievi non spettano a noi ma ad altre autorità. Grazie, concordo anch'io, tant'è vero che ho convocato il Consiglio e a questo punto, a rigore di regolamento, do la parola al proponente per illustrare la proposta. Prego, consigliere Saracino immagino, prego. Le do la mia. Un attimo. Ah, però, no. No, un attimo. Eccola qua. Chiedo scusa. Prego. Sì, buonasera. Allora, questo Consiglio Comunale è stato richiesto da tutte le minoranze, tutti quanti d'accordo? No, quasi tutte perché
E semplicemente il discorso è stato fatto questo: una volta che abbiamo visto la delibera della giunta comunale riguardante la nuova delimitazione delle aree urbanisticamente rilevanti con nuova istituzione a Serravalle di 50 parcheggi, e vedendo anche la mobilitazione che hanno avuto i cittadini nei confronti di questa decisione, sostenuti da questa, secondo noi, decisione non congrua, abbiamo fatto questa richiesta di una mozione per questa delibera di giunta comunale. E innanzitutto c'è da dire questo, che nella nostra città sono presenti 372 stalli a raso e 127 stalli interrati, che con la delibera di giunta della giunta comunale in esame si penalizzano le fasce economicamente più deboli e sensibili a causa dell'aumento di stalli a pagamento e delle tariffe di sosta, questo in maggior percentuale a Serravalle. E soprattutto abbiamo tenuto conto di una cosa molto importante: il volere dei consigli di quartiere. Abbiamo visto, e c'è stato anche messo sui verbali, che i consigli di quartiere di Serravalle Sant'Andrea, Valla Pesina del centro si sono dichiarati contrari a questa decisione. Soprattutto i consigli di quartiere di Serravalle e Valla Pesina hanno messo a verbale la loro contrarietà ad individuare in via Tandura 42 stalli, che da adesso sono bianchi di scorario, trasformarli in stalli a pagamento, in quanto è l'unica via che è regolamentata di scorario che consente l'accesso al distretto sanitario e consente anche di usufruire dei negozi locali di Serravalle. Si ritiene anche questo, che il discorso fatto nel Consiglio di quartiere con le lamentele sollevate dalla cittadinanza, che con l'istituzione di un parcheggio a pagamento la problematica del residente che arriva alle 8 e non trova parcheggio permane, quindi non si va in un'ottica di agevolare il residente, ma semplicemente di aumentare il numero di stalli e quindi gli introiti. Un'altra cosa che ci teniamo a sottolineare è che con questa decisione si va a danneggiare gli anziani, le neomamme, le future mamme che vanno ad usufruire del servizio del distretto sanitario, in quanto dovrebbero andare a pagare un parcheggio che adesso è gratuito. Quindi riteniamo che questa decisione presa in considerazione anche del contratto sottoscritto con Abaco, che il contratto sottoscritto con Abaco prevede che il comune può aumentare o diminuire del 20% il numero di parcheggi senza dover compensare in nessun modo l'Abaco. Visto che il numero di parcheggi tolti è 25 e quindi non si va a superare il 20%, l'amministrazione, il comune, non ha nessun dovere di compensare i 25 parcheggi tolti, soprattutto se da 25 diventano 50 e si toglie la possibilità di utilizzare l'abbonamento in 2 zone nevralgiche di Serravalle. Quindi si chiede ai consiglieri di maggioranza di capire che questa problematica che la cittadinanza ha sollevato, e soprattutto anche con le 700 firme raccolte, che questa delibera non va in nessun caso a favore dei cittadini. Quindi richiediamo che venga ritirata o almeno modificata in parte, ed è quello che vi chiediamo di votare questa sera. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Turchetto, prego. Sì, allora buonasera a tutti. Dunque intervengo come amministrazione, abbiamo fatto delle valutazioni su questa proposta di mozione. Non è assolutamente vero che non volevamo discuterla, tant'è vero che invece abbiamo tutta una serie di rilievi che sono stati fatti su questa proposta di mozione proprio perché è stata studiata e affrontata per rispondere in Consiglio Comunale. Allora, al di là del merito, diciamo, ci sono vari punti sui quali non si condivide, insomma, il testo presentato. A iniziare dal fatto che si dice in questa proposta di mozione che non sussistono, considerato che non sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico che richiedono una riorganizzazione della sosta a pagamento. Ecco, su questo punto, durante l'assemblea
è stato anche verbalizzato dal Consiglio di quartiere di Serravalle durante l'assemblea del Consiglio di quartiere aperto al pubblico del 25 settembre 2017. Si legge esattamente dal verbale del Consiglio di quartiere di Serravalle, e viene sollevato il problema di poter avere un abbonamento che garantisca il posto autoriservato, in quanto in alcuni orari è praticamente impossibile trovare posto libero. Ecco, se è praticamente impossibile trovare posto libero in alcuni orari e viene sollevato quindi il problema di trovare posto per gli abbonamenti, è evidente che sussistono invece particolari condizioni di traffico che richiedono una revisione della sosta. Quindi su questo punto, diciamo, si contesta il testo che è stato presentato. Ecco, successivamente si dice che appunto questa delibera di giunta comunale penalizzi le fasce economiche più deboli e sensibili. Gli automobilisti non sono le fasce economiche più deboli e sensibili della nostra società, sono altre le fasce economiche più deboli e sensibili, non certo gli automobilisti. Si dice che questa penalizzazione avviene a causa dell'aumento degli stalli a pagamento e delle tariffe di sosta. Ecco, però nel deliberato si chiede all'amministrazione di eliminare i posteggi a pagamento da via Tandura, ma mantenendo l'aumento delle tariffe. Pertanto qui vi è una manifesta contraddizione tra le premesse e il deliberato. Anche qui io non so se sia un refuso o altro, però certamente evidenzio una contraddizione manifesta tra appunto le premesse e la proposta di deliberazione. Si citano i pareri, diciamo così, dei consigli di quartiere di Serravalle, della Valle Appisina e del centro. Allora, finché si cita quello di Serravalle può andare bene, non so quale esattamente, perché mi pare si sia espresso solo sabato scorso il quartiere di Serravalle in merito. Ma quello della Valle Appisina e del centro non possono stare all'interno di un documento ufficiale dell'amministrazione votato in Consiglio Comunale, perché noi abbiamo un regolamento che disciplina l'attività dei consigli di quartiere, che dice che i consigli di quartiere devono, ve lo leggo, il consiglio di quartiere può formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti il quartiere, non altri quartieri, quindi non va bene inserire all'interno di un documento ufficiale una deliberazione o un commento o un parere, diciamo, di altri quartieri su un tema che riguarda un quartiere diverso. Non hanno, diciamo, una competenza amministrativa su questo fatto. Che ci sia poi la questione del distretto sanitario, sì, ma gli stalli bianchi più vicini al distretto sanitario non sono quelli di via Tandura, quindi non è vero che gli utenti del distretto sanitario vanno a parcheggiare in via Tandura, sono quelli di via Cavour, quelli più vicini al distretto sanitario, e quelli di via Virgilio, chiamiamo via Virgilio Nord, quindi quelli di fronte alle Carni, per intenderci, e quelli che stanno dall'altra parte della strada. Quelli non sono stati assolutamente toccati dalla nostra proposta, e quelli sono gli stalli più vicini e sono liberi, diciamo non a pagamento, sono quelli più vicini al distretto sanitario. Inoltre il distretto sanitario è servito abbondantemente anche dai mezzi pubblici, che sappiamo essere un servizio molto efficiente nella nostra città, quindi c'è la possibilità di raggiungerlo anche tramite i mezzi pubblici. Si dice che vi sono delle ricadute negative sulle attività produttive presenti a Serravalle. Anche su questo non si concorda, perché via Tandura è lontana dalle attività produttive di Serravalle, dagli esercizi commerciali in particolare, e questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che la delibera di giunta prevede una maggior rotazione proprio con riguardo agli stalli che stanno di fronte agli esercizi commerciali, proprio per andare incontro alle esigenze degli esercizi commerciali. Abbiamo previsto il divieto per gli abbonati di poter parcheggiare lungo via Martiri, proprio per favorire una maggior rotazione di questi stalli, averli liberi per un maggior tempo, diciamo, in modo tale che gli utenti, i clienti dei negozi possano trovare parcheggio più facilmente in prossimità dei negozi stessi. Quindi non si concorda su questa affermazione. Ancora viene chiesto di deliberare che nell'ultimo passaggio, l'ultimo paragrafo, qualora non possano essere
non assegnati gli stagli tolti in piazza Medaglie d'Oro, di provvedere ad una loro redistribuzione omogenea in tutto il territorio del comune. Anche questo sostanzialmente non è possibile, nel senso che noi ci stiamo muovendo all'interno di piccole modifiche all'interno di un contratto pubblico già in essere, già sottoscritto nel 2013 in essere. Questo non ci dà la massima libertà possibile di agire. Il contratto prevedeva e la gara prevedeva con precisione l'individuazione di 2 aree in cui andare a inserire gli stalli blu, e sono quella del centro e quella di Serravalle. Uscire da queste 2 aree significa stravolgere il contratto. Ci potrebbero essere, non dico che ci saranno, però potrebbero esserci dei ricorsi in sede amministrativa o la necessità anche di ridiscutere completamente il contratto con la controparte. Quindi potrebbe dare origine a dei contenziosi. Quindi questa è un'affermazione, diciamo, che sulla quale non si dà un parere positivo. Ecco, da ultimo dico semplicemente che questa decisione è maturata proprio incontrando i cittadini durante un consiglio di quartiere appunto allargato ai cittadini del 25 di settembre, mi pare che sia, fatemi vedere. Erano stati convocati i cittadini di Serravalle alla Torre dell'Orologio, l'assemblea è stata molto partecipata e in quella occasione i cittadini stessi, proprio sostenendo che vi erano delle difficoltà da parte di chi aveva l'abbonamento, quindi diciamo di chi sostava nelle zone blu, hanno chiesto di poter in parte utilizzare Via Tandura per gli abbonamenti, anche eventualmente trasformando una parte degli stalli in stalli blu. Questo è quanto, e quindi sulla base di quella proposta che ci è stata fatta da alcuni cittadini, che in quell'occasione non ha trovato opposizione di nessun altro dei cittadini presenti, ma nemmeno per esempio del consigliere Saracino che era presente e nemmeno di tutto il consiglio di quartiere di Serravalle che era presente. Nessuno ha detto che non andava bene, nemmeno ci è stato chiesto di eventualmente valutare la proposta o di in qualche modo sospenderla e via dicendo, sospendere le valutazioni su questa proposta. In quella occasione ci è stata fatta questa proposta, abbiamo ritenuto che il ragionamento avesse una valenza di carattere generale e quindi abbiamo proceduto in questa direzione. Grazie. Grazie Assessore. Aggiungo una considerazione, che effettivamente al via Virgilio Nord, il parcheggio Le Carni, zona di Scorario, e poi via Nicolò Tomaseo e anche in parte via Cavour sono più vicini al distretto sanitario. Consiglieri, a voi la parola, prego. Consigliere Fasan, prego. Grazie Presidente, mi fermi quando scoccheranno i 5 minuti, perché ho parecchie 7 cose minuti. da dire. 7 minuti. 7? 7 più 5. Però ce la faremo. Sì. I monumenti sono fatti per ricordare eventi importanti della società civile e per invitare la gente ad unirsi nel loro ricordo. Questo è il mio pensiero. Qui l'amministrazione, proprio prima di Natale, festa della convivenza civile per eccellenza, divide le gente vittoriesi pro e contro il posizionamento di un nuovo monumento ai fanti caduti nella Prima Guerra Mondiale. Questa amministrazione è riuscita a dividere i vittoriesi in qualcosa che da 100 anni tutti sono d'accordo e ricordano con rispetto, cioè la memoria del sacrificio di 690.000 fanti, giovani vite immolate per l'unità d'Italia. Badate bene, tutti i vittoriesi continuano a ricordare con rispetto i caduti della Grande Guerra, solamente non sono d'accordo con la soluzione adottata dall'attuale amministrazione per riqualificare Piazza Medaglie d'Oro, togliendo i parcheggi e posizionando un monumento ai fanti caduti proprio sul retro del municipio. A testimonianza delle mie affermazioni, ho qui oltre 700 firme, fotocopie di firme, ma gli originali li tengo a casa e se volete in 20 minuti ve li porterò all'assessore, fruitori del parcheggio di Piazza Medaglie d'Oro, che invitano l'amministrazione a rivedere le proprie intenzioni e a provvedere all'installazione del monumento in un'area più consona e decorosa.
Chiedo che le 700 firme raccolte in pochissimi giorni e che consegnerò all'amministrazione alla fine del mio intervento siano legate al verbale del Consiglio. Ricordo che in data 24 marzo 2014 l'Associazione Nazionale del Fante aveva chiesto all'allora sindaco D'Arè di poter posizionare presso i giardini di Viale della Vittoria, quindi in centro in zona di massima e prestigiosa visibilità, di un'architettura commemorativa dedicata ai fanti caduti nella Prima Guerra Mondiale. Arriva la Giunta Tonon e in data 18/6/2015 risponde che, vista l'importanza simbolica e la valenza di arredo urbano, pensa un po', si valuta la possibile collocazione in Piazza Medaglie d'Oro. È chiaro quindi che il posizionamento del monumento è stato deciso dalla Giunta Tonon e non dai fanti, che hanno richiesto altro. Credo che non ci sia alcuna valenza di arredo urbano nella collocazione di un monumento nell'area posteriore del municipio e neppure sia adeguata l'importanza simbolica data dalla realizzazione dell'architettura commemorativa, di fronte alla quale i nipoti dei caduti, raccolti nel ricordo, si troveranno in mezzo al traffico del PUT ascendente. Io credo che gli uscocchi, quelli veri e non quelli citati dall'assessor Costa, non avrebbero potuto pensare e cercare di far di peggio. Ormai il termine uscocco è stato sloganato da Costa e lo beccate voi questa volta. Per quanto mi riguarda, dopo essermi confrontato anche con gli altri consiglieri di minoranza, posso confermare che se la prossima amministrazione ci vedrà in maggioranza, a conforto della decisione di dare massimo risalto ai fanti caduti e di supportare le richieste dei firmatari che vogliono essere riportati i parcheggi in Piazza Medaglie d'Oro, posso fin d'ora dichiarare che mi impegnerò a realizzare quanto promesso, cercando la soluzione migliore per il posizionamento del monumento che a mio parere è sul fronte del municipio. Questo senza far spendere un euro alla prossima amministrazione, ma cercando finanziamenti o spostando risorse dove a nostro giudizio al momento sono sprecate. Mi sono dilungato sui parcheggi di Piazza Medaglie d'Oro perché dalla cancellazione di quei 25 stalli che nasce la delibera di giunta, mobilità urbana, delimitazione e istituzione di aree di sosta a pagamento e aggiornamento tariffe. Cominciamo da Piazza Medaglie d'Oro e dai parcheggi in centro città. Ricordo che in centro città ci sono più di 60 stalli pubblici che per vari motivi non sono messi a disposizione dei cittadini. A cominciare dal parcheggio sotterraneo ex Agribella, ai parcheggi pubblici sotto la farmacia comunale, ai parcheggi del comune sotto il comparto 3A e ai parcheggi pubblici non a standard sotto il quadrilatero. Ricordo inoltre che in fase di discussione in regione degli standard del comparto 3A, gli standard pubblici del comune, visto che erano insufficienti quelli sotterranei, erano stati indicati in Piazza Medaglie d'Oro. Quindi gli standard del comune sono in Piazza Medaglie d'Oro e non gli standard dei privati. Credo pertanto che sarebbe d'obbligo da parte dell'amministrazione, contestualmente in questo Consiglio, l'indicazione di nuovi standard nel raggio di 200 metri come stabilito dalla norma. Naturalmente dopo aver verificato gli standard di tutti gli altri edifici per non creare sovrapposizioni di comodo. Chiedo inoltre all'amministrazione, questo per l'ennesima volta, che sia valutata la possibilità di rendere fruibili i 60 e più parcheggi pubblici ora non ammessi all'uso dei cittadini, rendendo superflue le richieste degli stessi di mantenere il parcheggio in Piazza Medaglie d'Oro. Non è possibile, visto lo stato di fatto, penalizzare ulteriormente la città per l'arroganza di pochi privati e la scarsa lungimiranza dell'amministrazione. Altra considerazione che voglio fare, il parcheggio Piazza Medaglie d'Oro, oltre a tutte le attività commerciali limitrofe, è al servizio della sede centrale di Vittorio delle Poste. In commissione avevo chiesto se era stata fatta una proiezione dell'afflusso dei cittadini alla posta. A mia domanda non ho avuto risposta. Da quanto ho potuto appurare ci sono circa 400 cittadini che giornalmente usano l'ufficio postale con punte che si raddoppiano nei giorni di pagamento delle pensioni o di altre incombenze tributarie. Come pensate di supportare le loro esigenze di parcheggio? Credete sia possibile per un pensionato ottuagenario parcheggiare negli stalli a pagamento, fare il biglietto, ritornare alla macchina ed entrare alle poste come sempre sovraffollate? Oppure parcheggiare presso la stazione ferroviaria ed attraversare mezza città con i soldi in tasca?
È questa la soluzione migliore che proponete ai cittadini che vi hanno votato? Altra piccola osservazione che permetto di fare è il posizionamento di 8 stalli a pagamento in via Cavour. L'area di via Cavour, da quanto ne so, è un'area di pertinenza della banca. Correggetemi se sbaglio. Ex banca in via Carducci, chiedo scusa, ma sono stato preso dalla foga. È stato richiesto il parere dei proprietari e qual è la loro disponibilità? Da un accesso agli atti richiesto all'amministrazione, fra le altre domande, vista l'importanza strategica dell'opera anche in chiave quartierale, avevo chiesto se era stato contattato il Consiglio di quartiere e se ci fosse un verbale a riguardo e se era stato richiesto un parere di Ascom. Con sorpresa ho visto che le mie richieste erano state cancellate con una pena, come se bastasse il rigo di una biro per soddisfare i quesiti pertinenti di un consigliere comunale. Forse voleva sottintendere che non erano mai state richieste, ma non mi è stato detto così. La cosa inoltre che mi ha sorpreso di più è stata quando ho chiesto quando ho visto che era stata cancellata la mia richiesta di visione del permesso all'installazione del monumento da parte dell'opportuna commissione, a ciò avvocata, del Ministero della Difesa, cancellata con un rigo anche quella. Mi auguro che l'assessore di riferimento sia qui in grado di chiarire. Sto finendo. Per quanto riguarda l'individuazione dei nuovi stalli a pagamento in via Tandura, chiedo quale criterio sia stato adottato per questa scelta e ha risposto benissimo l'assessore, anche se non concordo. È solo parcheggio non a pagamento di tutta Serravalle, proprio in via dove sono state costruite case operaie, dove è il supporto per coloro che si recano al vicino ex ospedale. Avete fatto queste valutazioni nel momento di decidere? Permettetemi di pensare che avete agito su pressione di Abaco, che con i suoi 100.000 euro si porta a casa da Vittorio e rischia di rimetterci per i 25 stalli. Visto che l'amministrazione porta a casa 60.000 euro annui, sarebbe meglio fare una riflessione sull'opportunità di continuare il rapporto convenzionato e di fare altre scelte. In seguito avrò 2 emendamenti da sottoporre al voto di questo Consiglio. Grazie. Grazie, consigliere Fasan. Consigliere Posocco. Sì, 2 domande per l'assessore. Allora, siccome tutto parte dai famosi 25 parcheggi che vengono tolti da Piazza Medaglie d'Oro, più ne vengono tolti altri davanti alle poste, giusto? Sì, perché rivedete i parcheggi davanti alle poste, mi sembra che da 12 diventino 5, se non ho visto male il progetto che avete fatto, sì, che ci avete dato. Poi mi dica se è corretto quello che dico. Io volevo sapere se questi 25 posti che togliete dovevano per forza essere ridistribuiti nell'area che voi chiamate area urbanisticamente rilevante del centro. E visto che avete preparato il proiettore per far vedere a casa le firme, visto che i dirigenti sono presenti qui in sala a consigliare, per cortesia se potete farmi vedere quale territorio comprende l'area urbanisticamente rilevante del centro, così anche noi consiglieri possiamo vedere se eventualmente potevano essere fatte diverse scelte in città. Grazie. Grazie, consigliere Posocco. Consigliere Sant'Antonio. Sì, allora, diciamo che la relazione dell'assessore Turchetto mi è sembrata più un'analisi logica sintattica della presentazione della mozione più che di contenuto, cioè non ho capito i contenuti. Adesso per dare un po' di contenuto faccio io qualche domande all'assessore. Tanto ci sono delle deduzioni logiche che non sono riuscito a capire, cioè come per il fatto che il quartiere di Serravalle chiedono maggiori posti auto riservati di abbonamenti di posto auto riservati, non riesco a capire la deduzione logica che bisogna
in qualche modo rivisitare il piano, cioè non è automatico. Poi volevo sottolineare che il quartiere di Serravalle è contrario alla cosa. Lei non c'era sabato in riunione, io sì, e il quartiere di Serravalle ha espresso palesemente la sua contrarietà a questa scelta. Dopo non capisco perché non si possa inserire in una delibera i nomi degli altri quartieri. Noi siamo consiglieri comunali di tutti i quartieri di Vittorio Veneto e possiamo benissimo, se questi lo dichiarano, inserire tutti i nomi dei quartieri, non solo quello di Serravalle, dove è in atto questo cambiamento. Ecco, passo un attimo a alcune osservazioni che mi sono appuntato leggendo la delibera, alcune di carattere oggettivo. Allora, volevo sapere dall'assessore se la riorganizzazione del piano dei parcheggi è una diretta conseguenza, quello di Serravalle quindi, della sistemazione della piazza del centro, o se ci sono degli altri razionali, se sì, quali. Poi mi è parso, leggendo il contratto in essere, che si potevano fare, questo magari l'hanno già detto altri ma lo sottolineo, il contratto cita che ci possono essere delle variazioni del più o meno 20% sugli stalli, il che significa che 25 parcheggi, più o meno 20% significa più o meno 100, senza che cambi il contratto, che significa che si potevano togliere 25 stalli da piazza di Medaglie d'Oro senza variare il contratto. È riprevista una riformulazione del canone che da 60.000 euro, 61 passerà a, sapete quanti? Per meno 25 parcheggi, meno 3.500 euro. Quindi gran guadagno per il comune. Detto questo, togliendo questi 25 parcheggi, potevano benissimo finire, come penso avrà pensato anche lei, assessore, direttamente nel multipiano. Certo, e quindi non è dimostrato che ci sia minor ricavo da parte della società Abaco, per cui non dobbiamo nulla da Abaco, anzi probabilmente, forse, non è dimostrato, ma poi vedremo anche i numeri, potrebbe anche essere che andando nel multipiano in centro ci siano maggiori ricavi per la società Abaco. Quindi, ecco, l'articolo, quello del più o meno 20%, è l'articolo 14. Dopo, chi sono i componenti della Commissione Viabilità che hanno stabilito che la compensazione deve essere fatta con 50 parcheggi, con 50 stalli? Cioè, significa che uno stallo a Serravalle costa meno di uno stallo in centro? Me lo può dimostrare con i numeri alla mano? Scusi, assessore. Cioè, appunti, cioè 50 stalli a Serravalle compensano i meno 25. Sì. No, io le domande faccio finché ho tempo, dopodiché quando ho finito il tempo finisco le domande. Però se lei parla col sindaco non sente le mie domande e poi non mi risponde, come spesso succede. Questi numeri qua, tra l'altro, penso che sarebbe stato corretto portarli in commissione per capire, no, della permuta di questi stalli, se conveniva, se non conveniva. Ecco, io tra l'altro, se dovessi fare questa è la mia opinione personale, ma se dovessi fare una pensata per una riorganizzazione dei parcheggi appunto con un ricavo di 60.000 euro circa, più o meno, perché dopo ci sono anche i ricavi in Pradimeschio, in questo periodo di congiuntura economica che conosciamo tutti, non so, potrei pensare anche ovviamente alla scadenza del contratto, alla scadenza del contratto o a una rinegoziazione, perché non so poi chi abbia tentato la rinegoziazione con Abaco, perché c'è scritto anche questo sulla delibera. Voi avete scritto che a meno di una rinegoziazione avete tentato la rinegoziazione. Può darsi che Abaco non interessi neanche più andare avanti col contratto, allora magari il contratto consensualmente, se i due
se le due controparti sono d'accordo, magari, quindi se si tenta una rinegoziazione, non si può? No? No? E quindi? Fra due privati se si decide di rescindere un contratto non si può? Vabbè, ok, allora si può aspettare, si può anche aspettare che questa è una considerazione che va al di là di fatto dei numeri che sto chiedendo. Quindi uno può pensare anche alla scadenza del contratto di ridiscutere nuovamente tutto il piano del traffico, che volevo dire in questa contingenza economica si può pensare anche a riportare i parcheggi bianchi e non azzurri e quindi a pagamento. Poi alcune considerazioni di carattere qualitativo, e queste sono già state fatte, sono stati per esempio sentiti i commercianti in zona qua frontalieri della nuova piazza che sta facendo per sentire, per sapere cosa ne pensano di questo tipo di lavoro. Ecco, questa è un'altra considerazione. L'UIS e il distretto è stato già citato. E basta, andiamo avanti con le ultime considerazioni. Ecco, mi risulta che ci sia anche la possibilità di riconvertire questi stalli che vengono a mancare in Piazza Medaglie d'Oro in altri stalli non a Serravalle ma in area centrale, quindi la prima scelta doveva essere quella di riconvertire gli stalli in area del centro città e poi pensare eventualmente a Serravalle. Ecco, per quanto riguarda i numeri, giusto per dare un po' un quadro anche alle persone che ci stanno ascoltando, si evince dai bilanci di Abaco, ma adesso non vorrei entrare nel merito di Abaco perché è un'azienda che lavora e quindi deve fare utili, eccetera. Questo solo per cronaca, dopo ognuno fa le proprie considerazioni. Si vede che dal bilancio del 2016 al 2017 c'è effettivamente un decremento dei ricavi, ergo evidentemente questa azione di aumento dei costi dei parcheggi degli stalli va in qualche modo a dare una mano, quindi a riempire le perdite di Abaco, che comunque perde lo stesso, ecco, in questo tipo di servizio rispetto, diciamo così, perde, ha minori ricavi, ecco. Qua ognuno può fare le proprie considerazioni se sia giusto aumentare o diminuire in un momento di contingenza economica in cui tutti i servizi vanno a diminuire di costo. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. Consigliere Masetta. Grazie Presidente. Allora, io volevo concentrare il mio breve intervento per fare un ragionamento sui 25 parcheggi di Piazza Medaglie d'Oro che vengono tolti. Anzi, premetto che sono perfettamente d'accordo col collega Fasan quando dice che il monumento al Fante comunque non va fatto dove questa amministrazione ha intenzione di farlo, ma va fatto da un'altra parte dove c'era anche così la richiesta delle associazioni. Ma il ragionamento è semplice: come in una casa privata noi mettiamo sul davanti, no, dell'abitazione tutte le cose che sono di maggiore interesse, di maggiore pregio, trovo sminuente il fatto che noi andiamo a collocare un monumento al Fante sulla parte posteriore di quella che è la Casa del Popolo, che è il municipio di Vittorio Veneto. Quindi questa è proprio una considerazione. Ma andando al ragionamento che volevo fare, i 25 parcheggi che vengono tolti da là. Io andando a vedere il sito dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1, in data 4 dicembre c'è un'informativa che dice
gli uffici di segreteria e dirigenza di questo istituto, quindi l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, sono stati trasferiti nella nuova sede in via Vittorio Veneto, numero 3, sempre Vittorio Veneto. Aggiungo che l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 2 lì era già stato trasferito da poco. Ma allora, il ragionamento che faccio io è questo: se segreteria e dirigenza, che sono organi che servono al funzionamento dell'istituto, sono stati trasferiti nel sito in questione, e il sito in questione come dire, è stato ulteriormente gravato di questi nuovi uffici, conseguentemente abbiamo un parcheggio che gioco forza sarà ulteriormente gravato, e credo che qua non ci piova. Allora, in ragione di queste considerazioni, intelligentemente si è pensato di eliminare 25 parcheggi. Ma comunque il mio ragionamento non si ferma qui. Ecco, domando e chiedo all'amministrazione, ed è una proposta anche la mia. È giusto che a questo punto noi ci troviamo ad avere le dirigenze e le segreterie dei due istituti in quella zona. È giusto che insegnanti, personale ATA, personale scolastico debbano pagare il parcheggio nella necessità che comunque avranno di rapportarsi con segreteria e direzione didattica. È giusto secondo voi? O è forse giusto tutelare questa nuova situazione con un apposito cartellino che copra il costo del parcheggio negli orari di servizio? Ecco, questa era una mia considerazione e anche una proposta che faccio all'amministrazione. A concludere questo mio intervento, è ovvio che per noi e per me personalmente togliere quei 25 stalli è veramente una cosa deleteria. Mi auguro e spero che insomma l'amministrazione questa sera, sentito anche i nostri ragionamenti, i nostri interventi, cambi idea e dia comunque alla città di Vittorio Veneto quello che i cittadini, come ha dimostrato il consigliere Fasan con le firme che ha allegato al suo intervento, chiedono in buona sostanza. Grazie. Grazie consigliere Maset. La parola al consigliere Botteon. Grazie Presidente. Allora, intanto sì, non ho firmato questa mozione, però ringrazio il consigliere Saracino e gli altri consiglieri di minoranza perché mi dà l'occasione di parlare del piano parcheggi e un po' in generale di come sono gestiti a Vittorio Veneto e anche di questa riqualificazione. La prima domanda che faccio è una domanda un po' che vorrei fare al segretario, perché noi in questo Consiglio Comunale non abbiamo mai visto il piano di riqualificazione di Piazza Medaglie d'Oro. E chiedo, è normale, cioè è giusto che sia così, che una riqualificazione, perché penso, non so, a Piazza Duomo dove invece abbiamo visto il piano di qualificazione della piazza, qui si parla di pedonalizzazione, scusate, di Piazza Medaglie d'Oro, di installazione di un monumento e non c'è nessuna modifica chiedo se è normale, se è una cosa consentita, poi grazie per la risposta, perché qui sì, ovviamente è un cambiamento importante per il centro cittadino e noi consiglieri comunali non abbiamo mai potuto vedere questo progetto e non abbiamo mai potuto discuterne e quindi ci troviamo qui quando ormai i lavori sono già in corso a discutere di questa operazione, di questa scelta. Approfitto, visto che si parte da lì, perché è da lì che si parte, dalla riqualificazione di Piazza Medaglie d'Oro, per sottolineare un aspetto che mi preme particolarmente, ovvero quel maledetto antennone che noi abbiamo in Piazza Medaglie d'Oro. Io penso che sia stata una delle scelte più sbagliate compiute a Vittorio Veneto negli ultimi anni, che dobbiamo ringraziare, penso, la Lega per questa scelta, di piazzare in centro, dietro al municipio, un antennone di telefonia che purtroppo ha rovinato, ovviamente adesso guardando dai giardini del municipio si vede da dietro spuntare l'antennone. Una cosa quindi noi stiamo riqualificando una piazza dove c'è l'antennone e una cosa che chiedo, siccome 2 volte sono volati i pannelli da quell'antennone e 2 volte se c'era qualcuno sotto moriva, perché quei pannelli là dall'altezza in cui è stata fatta qualche denuncia? Cioè perché un'azienda di telefonia può rischiare di uccidere persone e nessuno fa niente?
chiedo, magari è stata fatta, è stata posta qualche denuncia, è stata chiesta, perché 2 volte lì è la stessa tipologia di antenna, una volta a Ceneda, è caduta col vento, che ci dice che quella tipologia di antenna non è sicura ed è molto molto pericolosa. E chiedo se è stato preso qualche provvedimento, oppure se andremo di nuovo a rivederci quei pannelli azzurri in centro, aspettando che cadano in testa a qualcuno, e allora quella volta magari ci muoviamo. Bene, chiedo scusa, però si parla sempre, ho deviato un attimo dall'argomento centrale. Poi una cosa che invece è già stata posta, vorrei sapere chi ha condotto la trattativa, perché effettivamente da quel che si legge il cambio è 25/2, quindi mi togliete i 25 posti e me ne date 50, di cui 7 sono in centro, in via Carducci, e 43 sono a Serravalle, principalmente in via Tandura. 25/2, cioè vorrei sapere chi, se è possibile saperlo, del comune ha condotto questa trattativa, perché secondo me è fortemente penalizzante per il comune, per quanto possono essere più utilizzati quelli del centro. Mi sembra che il comune ci rimetta da questo tipo di scambio. E poi la seconda considerazione che è contenuta nell'interpellanza che ha letto il consigliere Saracino è proprio chi usufruisce dei parcheggi a Serravalle, che attualmente sono gratuiti e diventeranno a pagamento, perché secondo me usufruiscono chi va a scuola, professori ad esempio, chi va al distretto sanitario. La domanda che vi faccio è: chi va in questo momento al distretto sanitario, dove parcheggia? O parcheggia a pagamento, oppure parcheggia gratuitamente, se riesce a stare in l'ora e mezza, in via Tandura. Dopo dove parcheggerà? E su questa risposta, l'altra volta si parlava di scelte del centro-sinistra, vorrei una risposta di centro-sinistra, perché se andiamo a punire coloro che soffrono, che sono malati, che hanno bisogno del distretto sanitario per qualche ragione, non mi sembra proprio una scelta che vada nella direzione di un'amministrazione di centro-sinistra. Grazie. Grazie consigliere. Sì, vedo che non ci sono prenotazioni, quindi diciamo che è chiuso il primo giro e un attimo. Allora, prima risponde l'assessore Turchetto, prego. Sì. Va bene, tento di rispondere a questa raffica, a questa mitragliata di domande. Cioè, no, mi sembra anche un po', visto che l'argomento è stato anche affrontato in commissione più volte, eccetera, insomma, sono tutti argomenti che possono essere tranquillamente affrontati lì senza fare veramente così tante domande non so neanche come si possa pensare di scrivere, di prendere nota di tutte le domande che vengono fatte. Comunque cerco di rispondere e poi ditemi se eventualmente manco in qualcosa. Allora, parto dal consigliere Botteon, così vado a ritroso. Che i professori diciamo usufruiscano del parcheggio di via Tandura non credo, perché lì c'è un'ora e mezza di disco-orario, non credo che entrano ed escono da scuola 2 volte nella mattina per spostare le macchine, non credo sinceramente, probabilmente vanno da altre parti, qualcuno ci sarà, non escludo in assoluto, però non credo. Per quanto riguarda invece il distretto sanitario ho già dato la risposta prima e quindi non credo sia necessario rispondere ancora. Sottolineo però che appunto tutti gli stalli in prossimità del distretto sanitario rimangono bianchi, non sono interessati dal provvedimento assunto dalla Giunta. Piazza Medaglie d'Oro si è passata in Consiglio Comunale. Allora, chiariamo che è un intervento di importo inferiore ai 100.000 euro, quindi non sta nell'elenco, nel piano opere pubbliche, sta nell'elenco dei lavori minori cosiddetti, no? Che vengono proposti sempre allegati alla delibera di approvazione del piano opere pubbliche del Consiglio Comunale ed è passato nel 2014 col bilancio del 2014. In quell'occasione sì, era passato. L'antennone, vabbè, non mi sembra che diciamo c'entri con la questione degli stalli di via Tandura. Comunque sì, è stato avviato le procedure per la messa in sicurezza e via dicendo. Insomma, adesso di preciso
Non intervengo su questo punto perché poi non è connesso con la questione di via Tandura, però sì, sono state fatte le opportune azioni per garantire la sicurezza dell'area. Si penalizza il comune concedendo 50 stalli al posto di 25, no, è il contrario, si aumentano le entrate per il comune, perché siccome il numero di stalli complessivamente aumenterà, nel contratto c'è scritto che le entrate per il comune saranno proporzionali all'aumento appunto degli stalli, del numero di stalli rispetto a quello base che era stato stabilito al momento della sottoscrizione del contratto, per cui in realtà è un vantaggio per il comune, non è uno svantaggio. Passo al consigliere Masetta. Il monumento al Fante, quindi rispondo anche alle obiezioni fatte dal consigliere Fasan. Dice appunto il consigliere Masetta: il monumento al Fante non va fatto sul retro. È proprio questo il punto, che quello non è e non deve essere un retro, quella si chiama Piazza delle Medaglie d'Oro e non è pensabile e possibile che la Piazza delle Medaglie d'Oro sia un retro. È centro città, è una piazza, era insicura, era degradata perché il manto stradale ormai era in completo degrado, era insicura e quindi abbiamo con questa operazione fatto un'operazione anche culturale, dato dignità a quella che è una piazza, si chiama Piazza delle Medaglie d'Oro, l'abbiamo messa in sicurezza e non un parcheggio, è una piazza e non un parcheggio, l'abbiamo messa in sicurezza e abbiamo dato dignità, ricavando effettivamente quella che è una piazza urbana, uno spazio urbano dignitoso in pieno centro città. Dove vanno a parcheggiare? Abbiamo la piazza Medaglie d'Oro, è dotata di un parcheggio multipiano che si chiama parcheggio multipiano di piazza Medaglie d'Oro, non è il parcheggio delle poste quello è la denominazione ufficiale, è parcheggio multipiano di piazza Medaglie d'Oro. Quel parcheggio è sempre stato libero da quando è diventato a stalli blu a seguito della decisione della giunta precedente, della giunta d'Arè, e è sempre stato praticamente del tutto inutilizzato, quindi quelli sono 74 stalli che sono a disposizione di chi prima usufruiva del parcheggio in piazza e di chi deve andare alle poste e ovviamente di chi andrà agli uffici dell'istituto comprensivo, come lei ha citato. Noi siamo ben felici invece che l'istituto comprensivo sia stato trasferito lì, tra l'altro è stata appunto la nostra proposta, perché abbiamo ridato finalmente vita al Palazzo delle Poste, che ci è stato consegnato invece completamente vuoto. Oggi Palazzo delle Poste ospita degli uffici pubblici, è un palazzo vivo e i parcheggi sono più che sufficienti all'interno del parcheggio multipiano di Piazza Medaglie d'Oro. Il consigliere Sant'Antonio ha fatto un intervento molto articolato. Adesso ricostruirlo tutto mi è davvero complesso. Comunque, mi pare, partendo dalla fine del suo intervento, che lei abbia chiesto se è il caso di aumentare la tariffa in questo le tariffe in questo periodo di congiuntura negativa. Mi conferma che questa è la sua domanda? Ecco, ma guardi, mi sembra che sia addirittura nella vostra mozione che lei ha sottoscritto di deliberare di mantenere l'aumento delle tariffe, quindi non vedo che cosa entra in contraddizione con quello che lei ha sottoscritto. No, se vuoi spiegarmi allora. Diciamo che si può rinunciare eventualmente, c'è anche la possibilità eventualmente di accettare un piccolo aumento di tariffa se vengono concesse le altre cose. È una trattativa come tutte le trattative, evidentemente non è una contraddizione, c'è scritto questo nella delibera. Ecco, allora secondo me è una contraddizione perché lei dice di mantenere le tariffe, l'aumento delle tariffe, questione sulla quale ovviamente io sono d'accordo. Perché? Perché le tariffe sono bassissime, questo è il punto vero, cioè a Vittorio Veneto sono le più basse della provincia di Treviso in assoluto.
Nella nostra città l'abbonamento mensile costa 12,50 €, in città pari grado, cioè di pari dimensioni della nostra città in provincia di Treviso, l'abbonamento mensile costa 55 €, insomma, per cui siamo veramente al di sotto, di gran lunga al di sotto di quelli che sono gli standard medi e minimi dei prezzi delle tariffe in altre città della nostra dimensione. Questo è il motivo per cui sostanzialmente abbiamo deciso anche di aumentare le tariffe, che voi stessi chiedete di mantenere come aumento. Ecco, poi cosa chiedeva? Se si poteva avere... no, era il consigliere Posocco. Il contratto cita che si possono fare variazioni più o meno 20% del numero degli stalli. Come mai si poteva variare, quindi diminuire il 25 rimane dentro la soglia del più o meno 20% dei 477, quindi poteva finire così, senza mettere altri 50 a pagamento dall'altro lato. È una facoltà, giustamente, e abbiamo ritenuto di procedere, innanzitutto togliendoli comunque avremmo avuto una riduzione di entrate per quanto riguarda l'amministrazione comunale. È un aumento da 61.000 euro a 64.500. La diminuzione degli stalli avrebbe comportato una riduzione delle entrate relativamente alla riduzione degli stalli. Questo è previsto nella formula del contratto con Abaco e quindi c'è ci sarebbe stata una riduzione delle entrate. Però, come le ho detto prima, cioè l'input, per così dire, o la richiesta di aggiungere degli stalli a Serravalle ci è venuta all'interno di quell'assemblea pubblica del 25 settembre. Questa è, diciamo, la ragione, cioè ci è stato rappresentato un problema relativo al fatto che gli abbonati in talune ore, in talune fasi della giornata non riuscivano a trovare parcheggio, quindi c'è stata rappresentata la necessità di estendere la possibilità agli abbonati di trovare appunto questa possibilità. Gli abbonati si muovono ovviamente negli stalli blu e quindi di conseguenza abbiamo assunto questa decisione, l'avevo spiegato prima. Se sono stati sentiti i commercianti e via dicendo, ma ci siamo comunque interfacciati con i consigli di quartiere, sia nel presentare il progetto di Piazza Medaglie d'Oro al quartiere centro, e per quanto riguarda appunto la questione di via Tandura, ripeto, la proposta è stata fatta direttamente dai cittadini da alcuni cittadini in quella occasione, quindi l'interlocuzione è venuta o all'interno del consiglio di quartiere o all'interno di assemblee convocate dal consiglio di quartiere. Perché non si possono ancora, lei dice, inserire i verbali degli altri quartieri? Io non ho detto che non si possono, io ho detto che questa cosa è in contrasto con il nostro regolamento. Poi voi votate quello che volete, io ho fatto semplicemente un rilievo, ho visto che quel testo proposto andava certamente in contrasto con un articolo del regolamento sui consigli di quartiere del comune di Vittorio Veneto. Poi fate quello che volete, non è, cioè il mio è un parere sicuramente in contrasto, se voi volete tenerlo tenetelo, non è un divieto, io non vi pongo un divieto, faccio un ragionamento, insomma, ovvio. Qual è la deduzione logica per cui sono stati messi gli abbonamenti in via Tandura? È quella che ho spiegato prima, cioè c'è stato rappresentato questa difficoltà di trovare parcheggio da parte degli abbonati in talune ore e quindi la necessità di estendere l'area dove gli abbonamenti potevano trovare posto. Il consigliere Posocco chiede il perimetro dell'area urbanisticamente rilevante del centro, mi pare, giusto? Ecco, consigliere. Allora, no, non ce l'ho in questo momento, però ho, se vuole, un dato, non avevo questa sua domanda in precedenza, quindi non potevo prepararmi sulla... Ecco, però è interessante vedere che l'area urbanisticamente rilevante del centro, credo che questo sia un dato che possa esserle utile, del centro, vi sono circa 245 stalli a pagamento, ve ne sono 171 di sosta con disco orario, quindi bianchi,
e 115 liberi, questi stanno all'interno dell'area urbanisticamente rilevante del centro. Ecco, questo è il dato che posso darle se le serve. A disco orario 171. Vabbè, per il resto mi sembra che il consigliere Fasan nelle altre risposte almeno dagli appunti che mi ero preso, di aver risposto a quello che aveva chiesto. I 60 parcheggi che sono, a mio parere sono più di 60, che sono parcheggi pubblici e che non sono accessibili dalla cittadinanza. A Gribella, sotto la farmacia comunale, sotto comparto 3A e sotto il quadrilatero, si poteva fare un bel atto di cortesia. No. Vabbè, ma questo Fasan. Tuo Stato minimo risponde mai, pertanto. Ne avevamo già discusso. Ne abbiamo già discusso, ci sono state interpellanze, mi pare di aver già risposto in merito alla questione di questi parcheggi che non c'entrano niente con Via Tandura. Assessore, lei ha finito le sue... Grazie. La parola al segretario per una precisazione. Il consigliere Botteon mi aveva chiesto se è normale che il progetto non sia stato portato in consiglio. L'assessore ha già risposto dicendo appunto c'è nell'elenco, però voglio solo ricordare che la competenza all'approvazione dei progetti è della Giunta, quindi un conto è l'inclusione e la scelta relativa al piano opere pubbliche e all'elenco annuale, un conto è il progetto dettagliato che compete alla Giunta nella sua approvazione. Poi, questo parlo di competenze, le informazioni, le comunicazioni, altre cose. Non mi sembra che modifichi gli aspetti urbanistici comunque. Secondo giro di interventi. Consiglieri, prego. Consigliere Saracino. Sì, io faccio i complimenti all'assessore Turchetto perché si sta arrampicando sugli specchi giustificando i parcheggi per un intervento fatto in consiglio di quartiere del quale io ero presente e con me altre 30 persone se non di più, il quale questa uscita che è stata fatta è stata anche sottolineata, e forse qua lo fa apposta a dimenticarsi, che il problema è dopo le 19:30 e le l'ho detto anche prima, se lei mette lo stallo blu, il possessore del parcheggio che arriva non ha la sicurezza di trovarselo libero. Questo è il problema. Lei sta giustificando una mera scelta politica di aumentare gli introiti dai parcheggi, dicendo che mi ha chiesto il consiglio di quartiere. Altra bugia. C'è un verbale del consiglio di quartiere del sabato questo, c'è un comunicato stampa, solo Serravalle parlo. Solo Serravalle, dove il consiglio di quartiere, che è l'organo, ha deliberato, lei ha citato, ha estrapolato una parte del discorso fatto che non è anche corretta, lo posso testimoniare io come le altre persone presenti. È stata fatta questa proposta e voi due assessori, e qua c'ho anche tutto, avete detto valuteremo queste cose, dopodiché faremo un incontro specifico col consiglio di quartiere dove verremo a proporre delle alternative. E voi non le avete proposte, le avete imposte, è diverso. Per cosa? Per avere 3.000 euro in più di incassi? Complimenti, che coraggio che consiglieri di maggioranza che hanno qua. Votare parcheggi in più a pagamento solo per far cassa, perché questo che lei ha detto, lei l'ha detto, aumentando il numero di parcheggi aumenta il numero di incassi, e l'ha detto lei, non l'ho detto io. No, l'ha detto, e dopodiché no, cosa? E non perdiamo, e dopo le ricordo che l'accordo, come sempre lei ha detto, l'accordo con Abaco non può essere modificato, invece voi lo state modificando perché introducete una serie di variazioni anche dal punto di vista di tipologia di abbonamenti al parco interrato, che se non è una variazione questa al contratto, quindi voi dite quello che volete solo a seconda delle vostre visioni. La visione è una e oggettiva, voi avete incrementato di 50 posti perdendone 25 per far cassa e penalizzare una zona che onestamente è già danneggiata da un numero di posti a pagamento elevato, che tra l'altro, per concludere,
se lei si ricordasse bene quell'incontro fatto a settembre, la richiesta era un'altra, poter utilizzare l'abbonamento ai parcheggi per gli stalli a raso nel parcheggio interrato. Questo è uscito, sì, però non lo dice. Quella è stata una richiesta. O la richiesta di parcheggi riservati agli abbonati, non parcheggi blu. Quindi Assessore, se lei vuole giustificare una mera scelta politica di aumento dei numeri dei posteggi a pagamento per aumentare le entrate, l'ha detto e lo state facendo. Lo state facendo senza utilizzare gli strumenti che voi stessi vi vantate di aver ristabilito come i consigli di quartiere, perché li usate solo quando vi fanno comodo. Adesso non faceva comodo i consigli di quartiere che non c'entrano con Serravalle, però le persone non è che vivono solo nel loro quartiere, si vanno anche a Serravalle, anche in centro, anche a Valla Pisina, e hanno diritto loro, come tutti i cittadini, di esprimerlo. Soprattutto un quartiere antiguo al quartiere di Serravalle, attaccato, dai, e che utilizza dei servizi a Serravalle perché al momento, ve lo potete confermare anche voi, sprovvisti nel loro quartiere, vengono penalizzati anche loro. Quindi voi con una mera scelta di aumentare gli introiti state penalizzando i cittadini. Complimenti. Consigliere Fasan. Mi unisco ai complimenti di Saracino. Anch'io sono stato assessore proprio su quella seggiola dove è seduto Turchetto e talvolta è molto duro giustificare quello che non si riesce a giustificare con un corretto ragionamento. Però è anche la prima volta che vedo un assessore che si lamenta per le troppe domande. C'è la possibilità di prendere punti, assessore. E poi lei ha fatto un'affermazione che Piazza Medaglie d'Oro, ho preso un po' di appunti qui, era rinfusa, la riqualificazione di Piazza Medaglie d'Oro è passata inosservata perché nessuno aveva detto che si modificava il piano parcheggi con questa. Assessore, lei non può dire che è sotto i 50.000 e eliminando i parcheggi cambia tutti i parcheggi di Vittorio, perché chiaramente non li avrebbero votata nemmeno nel 2014. Confidi. D'altra parte non dobbiamo preoccuparci di far guadagnare di più Abaco, ma di far spendere meno ai cittadini. E quella è la preoccupazione di una buona amministrazione, anche perché solo un terzo degli incassi arriva nelle casse comunali. Poi qua c'è stata una diatriba sul davanti e sul dadrio. Dobbiamo decidere una volta per tutte dov'è il davanti e di dietro del municipio. Questa sera mi auguro che mi dicano: abbiamo capito che abbiamo un municipio bifronte, ma non sono sicuro che sia l'affermazione migliore. Comunque per me resta sempre Piazza del Popolo il davanti e Piazza Medaglie d'Oro il di dietro del municipio, malgrado ci sia un monumento ai caduti che io vedrei bene in altra parte. Alla fine sì, la buttiamo a sorridere, ma però qualcuno magari si incazzerà anche qualche volta, giustamente. Mi rivolgo al Presidente del Consiglio, 2 emendamenti da sottoporre all'approvazione del voto del Consiglio Comunale. Se lei permette io li leggo e poi... Mi sente? Sì, mi sente. Sto ascoltando, Emendamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Si dà mandato alla Giunta Comunale di valutare l'opportunità di modificare la delibera di Giunta del 14/11/2017, mobilità urbana, delimitate aree urbanisticamente rilevanti a Serravalle, istituzione di aree di sosta a pagamento e aggiornamento tariffe per la sosta e pagamento in questo modo. Viste le valutazioni del Consiglio Comunale, di considerare positivamente l'opportunità di mantenere l'attuale forma di pagamento per i parcheggi di via dei Martiri della Libertà e di Largo Cavallotti, cioè che sia possibile per i possessori di abbonamento mensili e annuali di poter parcheggiare con le attuali modalità. C'è un secondo emendamento che ripete nella prima fase questo emendamento con un'aggiunta. L'aggiunta è: inoltre si chiede alla Giunta, onde sostenere le attività commerciali, perché casomai
se mi bocciate questo emendamento, mi auguro che rendate valido l'altro. Inoltre si chiede alla Giunta, onde sostenere le attività commerciali prospicente Largo Cavallotti, Via dei Martiri, questa è una richiesta dei commercianti, di rendere non a pagamento la sosta nei suddetti stalli anche nei giorni prefestivi. Ecco. Adesso le porto anche le fotocopie delle 800 firme, se non vanno bene faccio un salto a casa e vi porto gli originali. Grazie. Le porte in pizzeria, se va bene stesso. Sì, andrebbero votati nell'ordine inverso perché il 2 bypassa il primo. No, la mia approvazione. Vabbè. No, non stiamo a parlare di questioni tecniche. Sì. Allora, chiedo scusa. Consigliere Maset, a lei la parola. Grazie Presidente. Allora, vorrei l'attenzione dell'assessore Turchetto. Scusi, consigliere, le firme se le ha portate via? Le deve consegnare o le tiene? Ah, le tiene lei, ok. No. No, ma non le ho chiesto gli originali. Aveva detto che consegnava le firme. Poi ho visto che si è portato via il malloppo, quindi... Consigliere Maset. Grazie. Allora, volevo chiedere, rifare la domanda all'assessore Turchetto, cortesemente, perché lei prima molto elegantemente ha omesso di rispondere. La domanda è semplice ed è questa. Parlando, giustamente lei ha detto, è una scelta di questa amministrazione portare tutti e due gli istituti comprensivi in quel sito, benissimo, e posso anche essere d'accordo, ma il ragionamento allora e la domanda specifica che le faccio è questa: è giusto allora, gli avevo chiesto prima, che insegnanti, il personale scolastico che si devono comunque confrontare con la segreteria e la dirigenza per qualsiasi motivo debbano pagare il parcheggio appunto quando devono recarsi in questo nuovo sito, che è diverso nel caso dell'Istituto Comprensivo 1 dal sito della Scuola Media Lorenzo da Ponte. Allora, se è giusto, il ragionamento finisce qua. Se lei ritiene che non sia giusto, allora non possiamo ovviare a questa situazione dando al personale un pass, un apposito cartellino che copra negli orari, ovviamente solo negli orari di servizio, il costo del parcheggio. Grazie. Ma mi chiedo scusa, io utilizzo i parcheggi zona blu e ho l'abbonamento annuale che costa 150 euro, ma è giusto che io quando vado a lavorare debba utilizzare i parcheggi blu? È giusto che quando io vada nelle direzioni didattiche debba pagare il parcheggio a pagamento? Cioè questo ragionamento che fa lei vale per tutte le categorie di lavoratori. Mi perdoni, ma... Prego. Allora, adesso c'è il consigliere Botteon.
Sì, vorrei che lei ripetesse queste parole in consiglio d'istituto, professor Tocchetti, visto che, perché non le ho sentite dire, e siccome questo è stato, Io non sono questo in consiglio argomento, d'istituto, chiedo scusa, in collegio docenti, perché siccome questo argomento è stato affrontato nel nostro collegio docenti dai docenti dell'ITIS lo so bene. Vittorio Veneto, e vorrei anche farla al consigliere Maset però questa domanda, perché è giusto che i docenti dell'ITIS a Vittorio Veneto paghi, io vado in bicicletta quindi non sono assolutamente, non sono parte in causa, però è giusto che i docenti che sono all'ITIS paghino il parcheggio perché l'avete deciso voi questo, la collocazione è stata sì, del centro di parcheggi a pagamento è stato deciso dalla Lega Nord e lei sa benissimo che c'è una richiesta in tal senso che dei docenti di poter non tanto non pagare ma se possibile avere una convenzione per avere degli abbonamenti agevolati per chi lavora, quindi per le categorie che lavorano in un determinato luogo se è possibile avere delle agevolazioni in modo da pagare un po' di meno. Questa è una richiesta che è venuta, di cui abbiamo già discusso in passato e lei conosce benissimo. Una cosa, sì, io ripongo questa domanda ve la faccio, secondo voi chi parcheggia in via Cattandura? Perché è una cosa che io quando vado all'ULS parcheggio in via Cattandura di solito, ma penso la gran maggioranza delle persone che conosco usa gli spazi che sono in via Cattandura per parcheggiare quando vanno al distretto sanitario. Adesso dovranno pagare e quindi questa è una scelta che va a penalizzare coloro che vanno al distretto sanitario. Per quanto riguarda i docenti che parcheggiano lì, non conosci la situazione, ma vi sono parecchi docenti che parcheggiano lì, perché parecchi docenti hanno un'ora, ci sono molti che fanno un'ora, un po' l'ora all'Ipsia, un'ora all'ITIS, e quando vengono all'ITIS arrivano di corsa, parcheggiano ovviamente più vicino possibile, quindi parcheggiano in via Tandura, vengono a fare l'ora e poi riprendono la macchina. Ovviamente questo adesso per loro è un problema, sì, un problema, è un costo insomma per questi docenti. Una cosa però, cerco un attimino se ci riesco di alzare il piano il ragionamento, cioè io di mio sarei, essendo una persona che usa la bicicletta, sarei assolutamente d'accordo a far pagare per motivi ambientali chi parcheggia, chi utilizza la macchina, però se questo è all'interno di un piano. Se questo è all'interno, innanzitutto non esiste perché nel totale di Libera non viene citato nulla di questo ragionamento e poi non c'è un piano. Io una cosa che chiedo quindi alle amministrazioni future, se qui ci sarà qualcuno che amministrerà Vittorio Veneto, è di pensare a un piano per il miglioramento della vivibilità di Vittorio Veneto, perché non esiste un piano di miglioramento della vivibilità, che vuol dire collegare i punti strategici con piste ciclopedonali sicure, protette, perché in questo momento abbiamo delle piste ciclabili che sono invidiate ma sono anche ridicole da certi punti di vista. La nostra pista ciclabile, già detto in passato, è in controsenso. Nella zona di Piazza Meschio sia si venga da una parte sia che si venga dall'altra si trova un tratto in controsenso. La pista ciclabile di Via Galilei è incredibile perché è una pista ciclabile dove bisogna scendere 7 volte per il codice della strada. In ogni incrocio vi è un cartello, scendere, risalire, che ovviamente non fa nessuno. E lì ovviamente lì è proprio la politica che è debole, la politica a livello nazionale con il codice della strada che è ridicolo e la politica a livello locale che non riesce a dare un piano che possa cercare di agevolare appunto i ciclisti. E quindi coloro che vanno in bicicletta a Vittorio Veneto sono pochi purtroppo, ci sono tanti scolari, tanti studenti, tra gli adulti io penso che a Vittorio Veneto se siamo in 200 siamo tanti che utilizzano la bicicletta per andare a lavorare. Perché? Perché è pericoloso, cioè la maggior parte delle strade e dei percorsi sono pericolosi. Penso ad esempio a quelli di Via Galilei dove succede spesso che tu sei in bicicletta, arriva qualcuno che non guarda da una parte, non guarda dall'altra, sapete che
che il percorso ciclopedonale è in controsenso rispetto al senso di marcia, e quindi chi viene dalle laterali spesso non guarda con rischio. E quindi succede, Conegliano è messa ancora peggio di noi da questo punto di vista, e succede quindi quello stesso a Conegliano, che uno apre la portiera e una persona possa perdere la vita. Però è un salto che dobbiamo fare noi come politici di questo paese, di cercare di capire che nei paesi che sono più avanti di noi, cito l'Olanda, la Danimarca, i paesi del nord dove fa più freddo, dove le condizioni sono peggiori, c'è un'attenzione a chi utilizza la bicicletta che è superiore. E allora sì, in quel caso va bene mettere parcheggi a pagamento, ma altrimenti è solamente un modo per far cassa, che è quello che io leggo in questa delibera di giunta, quindi un modo per cercare di far cassa, c'è anche l'idea di riqualificare una piazza con un antennone che è vergognoso che sia lì, però è una delibera fine a se stessa, e questa mancanza di progettualità secondo me è il peccato più grave delle amministrazioni di Vittorio Veneto degli ultimi almeno 20 anni. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Dus. Sì, buonasera di nuovo. Io credo che siano dette molte cose e in realtà forse si poteva concentrare di più l'attenzione su quello che era il tema della richiesta all'ordine del giorno, e cioè fondamentalmente via Tandura. Io invece qui questa sera ho ascoltato le lobby di chi abita in via Tandura come il consigliere Saracino, la lobby dei professori che non trova parcheggio, ci metto anche la lobby di me che usufruisco di via Calcada per interessi miei personali, e che quindi vi porta la voce di chi in via Calcada ha i parcheggi blu, no? E vuole che anche in via Tandura i parcheggi siano blu. Perché dico questo? Perché chi abita in via Calcada probabilmente è costretto spesso a scendere e a spostare l'auto che parcheggia nel parcheggio con le strisce bianche, perché se no ogni 60 minuti devi scendere, spostare la macchina e rimetterla lì. Quindi voglio dire, cerchiamo di avere una visione un po' più ampia. Se potessi pagare 12,50 € al mese, che non mi sembra una cifra così sconvolgente per parcheggiare, io credo che molti potrebbero trovare giovamento da questa proposta. Ripeto poi, il problema, dal mio punto di vista, non è tanto via Tandura. Il problema è, come diceva prima il consigliere Botteon, avere una visione d'insieme della questione parcheggi. Domando ad esempio, quanti parcheggi sono stati convertiti da bianchi a blu durante la giunta da Re? Moltissimi parcheggi sono stati convertiti. Ora addirittura il consigliere Fasan propone di fare un emendamento su una delibera di giunta che ha approvato lui, cioè io credo che siamo all'ossimoro. Allora quello che voglio dire è, vogliamo prendere in esame tutta la questione dei parcheggi di Vittorio Veneto? Prendiamola in esame, per me non c'è nessun problema. Abbiamo provato già a affrontarlo nella commissione quarta del presidente De Bastiani. Questa è la proposta che faccio in riferimento alla vostra mozione, di dare mandato al sindaco, alla giunta comunale, alla commissione e agli uffici competenti di assumere tutte le azioni necessarie per valutare la necessità o meno di revisione di tutti i parcheggi del territorio comunale. Questa è la mia proposta, altro no. Questa è una proposta che diventa un emendamento? Andrebbe probabilmente a togliere qualche cosa, va bene, ma quello si capisce. Ok. Prego, no, Dus, è meglio che precisi questa cosa. Prego. No, ci sono delle premesse della mozione che è stata presentata che non condivido, per cui io le avrei eliminate. Il deliberato rimane quello che invece ho testé letto. Va bene, ma dal suo scritto si capisce quello che è stato tolto e quello che è stato quello sì. che rimane? Ok, sì, va bene. Poi naturalmente me lo deve firmare e consegnare. Sì, grazie. Lo riscrivo però perché... Consigliere Posocco. Sì, grazie. Allora Prego. provo a fare un discorso tra gli appunti che mi sono preso e poi vorrei capire dal consigliere Dus bene l'emendamento che vuole proporre, perché questa mozione è stata portata da noi minoranze, proprio perché la scelta che ha fatto secondo me la Giunta è stata una scelta proprio buttata lì alla svelta. Ha detto non ho più 25 parcheggi perché faccio la riqualificazione della piazza Medaglie d'Oro
con l'antenna e la fermata dell'autobus, e poi questi 25 parcheggi li metto da un'altra parte, meglio se in via Tandura perché Serravalle è molto frequentata, e da lì magari ricavo qualcosina in più, che poi ho visto che sono cifre irrisorie per un comune come Vittorio Veneto. Tra l'altro, Assessore, lei si contraddice una prima volta quando sottolinea il fatto che senza i 25 parcheggi di Piazza Medaglie d'Oro la gente va a parcheggiare nel multipiano. Se la gente andasse e poi sottolinea il fatto che ha ridistribuito i parcheggi perché così deve tenere gli introiti più o meno uguali. Ma se la gente che pagava in Piazza Medaglie d'Oro adesso va a pagarmi sul multipiano, gli introiti sarebbero stati gli stessi, quindi non serviva mettere i parcheggi blu. Ecco. Comunque la revisione va fatta in una maniera seria, se mi permette. Va fatta in maniera seria. Lei mi ha dato dei numeri. Lei mi ha detto che a Vittorio Veneto, nell'area urbanisticamente rilevante, ci sono 171 parcheggi col disco orario e 115 liberi. Bon, allora io ho fatto due conti a mente girando per la città e penso che a Serravalle di posti con il disco orario ce ne siano più o meno una 85-90 e glieli dico, sono i 42 di via Tandura, sono circa 25 parcheggi là alle Carni, anche se alle Carni ci sono la macelleria, la pizza al taglio, c'è la cartoleria, c'è quello che vende la pelletteria, quindi sono anche parcheggi che c'era, è vero. E poi ci sono i 6 parcheggi lì davanti sul Meschio. Poi calcoliamo magari che una ventina di parcheggi siano in via Cavour, che servono la zona di Serravalle. Una ventina per Serravalle, poi gli altri serviranno anche via Cavour, serviranno anche le attività commerciali di via Cavour, non è che uno che va a Serravalle me parcheggia il K2, sì, penso questo. Quindi abbiamo messo i parcheggi a pagamento tutti a Serravalle e mi risulta che circa una novantina di parcheggi col disco orario rimangano in zona centrale del centro, e in più ci sono 115 parcheggi liberi che mi risulta che siano tutti in zona centro. E questi qui 115 parcheggi, chi usufruisce di questi 115 parcheggi? Non era possibile fare un ragionamento un attimo più accorto, più attento e dire vedo come ridistribuirli, anche perché lei ha fatto un'affermazione che non mi è proprio piaciuta. Lei mi ha detto che gli automobilisti non sono fasce deboli e questa sua affermazione a me ha fatto molto riflettere. Poi ha aggiunto che Serravalle e il distretto è ben servito dai mezzi pubblici. Su questo sono d'accordo, però secondo me l'automobilista che arriva al distretto ha magari accanto una persona debole, e mi riferisco a quelle centinaia di persone che magari portano il genitore anziano con la legge 104 al distretto a fare la visita, e lo vediamo, si ferma un attimo accanto al Gallium o al baretto, scarica il genitore, va a parcheggiare in via Tandura e poi ritorna a prendere il genitore anziano. Quindi non mi è piaciuto. Qua difendiamo col parcheggio di via Tandura. Il parcheggio di via Tandura non è un parcheggio del centro storico, è un parcheggio, perché in via Tandura non ci sono negozi e servizi, però è un parcheggio che serve veramente a quelle fasce deboli, è utilizzato molto durante il giorno da quelle fasce deboli che si recano al distretto. Quindi prima di fare questa scelta e certe affermazioni io un attimo ci avrei pensato. Ho capito che non avete sentito, per dire, l'ASCOM in questa scelta. Ho visto che avete messo il divieto di utilizzare gli abbonamenti su via Martiri e anche in Largo Cavallotti, che mi risulta essere qua davanti all'Unione, il quadrilatero. E in questo senso credo che condivido benissimo l'emendamento di
del collega Fasan, perché già aumentiamo il costo degli abbonamenti, se poi non diamo la possibilità a chi ha l'abbonamento di usufruire di parcheggi centrali mi sembra un po' una contraddizione. Altre osservazioni che mi portano a dire sulla revisione dei parcheggi, partendo anche una visione più ampia, mi permetto di darvi alcuni suggerimenti se li accettate. Intanto il carico e scarico a Serravalle, valutate la possibilità tra via Gherardo da Camino e via Martiri, che ci sono 3 parcheggi liberi, cioè con 15 minuti di sosta. Uno di questi, che adesso non c'è perché stanno lavorando, però potrebbe essere utilizzato veramente per il carico-scarico, che forse è anche più comodo per le attività commerciali. Altra osservazione invece per una zona che non c'entra, però ci tengo a puntualizzare perché è una richiesta dei residenti e è del suo quartiere assessore, che è Piazza Duomo. In Duomo non c'è un parcheggio per disabili, e la invito a fare. Si ricorda l'anno scorso, la vigilia di Natale, che siamo andati a dare le multe alle auto fuori dalla chiesa alla messa di mezzanotte, alla vigilia di Natale, e tra questi multati c'era un'auto di un disabile? Ecco, i disabili in Piazza Duomo non possono trovare parcheggio, quindi cerchiamo di favorire queste persone. Tra l'altro in Duomo non c'è neanche un carico-scarico per le attività commerciali. Ok, quindi per il bar, per la macelleria, per la spaghetteria e per l'altro bar, o per frutta e verdura più in là, o per il panificio. Quindi c'è dello spazio, invito anche a far questo. Tra l'altro, ricollegandomi al parcheggio per i disabili, in Piazza Medaglie d'Oro mi sembra ci fossero 4 posti per i disabili, adesso probabilmente me li portate nel multipiano, avete già deciso dove portarli, perché sono dall'altra parte. Ok, quei 4. E poi una curiosità, la sosta minima era di 40 centesimi. Siccome nella delibera non ho trovato scritto, volevo capire se la sosta minima rimane a 40 centesimi o avete aumentato anche questa. Penso di aver detto più o meno tutto. Grazie. Grazie, consigliere Posocco. Consigliere Darè. Ma io non entro nel merito dello spostamento dei parcheggi, perché è chiaro che fa parte di una convenzione e quindi vanno in compensazione di quelli tolti all'interno di piazza dietro il municipio. Io non condivido quel togliere quei parcheggi per fare una piazza e per mettersi un monumento, anche perché in un momento di difficoltà del commercio, con l'aggressività dei grandi centri commerciali, togliere i parcheggi che sono fruibili per il commercio del centro città, credo che questo sia un errore di valutazione. Comunque governate voi e quindi ognuno fa le sue scelte. Una cosa è certa, che se ritorneremo a governare questa città sarà la prima opera pubblica che faremo ripristinare il parcheggio. Grazie. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Sì. Allora, io capisco il consigliere Dus che ultimamente fa il pompiere, no? Da buon capogruppo ovviamente. Apprezzo anche la proposta che ha fatto di cercare di capire quale può essere, di ridiscutere il piano dei parcheggi a Vittorio Veneto, però caro collega Dus, questo non può partire da un semplice errore, no? E quindi mettere una pezza, cioè non si può cercare di allargare un discorso così complesso partendo da una decisione alquanto azzardata da parte della Giunta. Io capisco che lei in qualche modo debba difendere determinate scelte e quindi cerchi di allargare di più il discorso. Probabilmente la sua proposta sarebbe stato meglio portarla in commissione come una proposta ex novo di una ridiscussione del piano dei parcheggi e non in conseguenza
a una presa di posizione affrettata da parte della Giunta. E qua chiudo l'inciso. Allora, siccome prima mi sono reso conto di aver fatto molte domande e però ad alcune l'assessore non ha risposto, allora approfitto del secondo intervento per ripetere 2 o 3 domande fondamentali. Allora, volevo chiedere, numero 1, come rischia tutto? Allora, perché non si sono ricollocati i 25 parcheggi tolti in Piazza Medaglie d'Oro in centro città? Questo non l'ho capito. Può darsi che ci sia possibilità, che non ci sia possibilità, ma adesso lo sentiremo. Dopo, la seconda domanda, no? Perché al posto di 25 parcheggi se ne sono stati ricollocati 50 no, rischiando quello, no, tra l'altro tolti in centro e no, riposizionati a Serravalle, no, creando quello che tante volte si chiama l'effetto farfalla, che da una parte la farfalla batte le ali e succede un uragano da un'altra parte, no? E non mi risponda col fatto che si fa cassa per il comune, perché come ho detto prima 25 parcheggi, se lei ha fatto i conti, e questo deve dimostrarmelo, io li ho fatti, contribuiscono per 3.500 euro in più osservando il contratto in essere. È giustificabile secondo lei un disagio come quello che sta portando a Serravalle per 3.500 euro? Poi ci poteva sempre essere la via di mezzo, al posto di portarne 50 poteva portarne 25, quelli che stava togliendo dal centro di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie. Consigliere. Queste 2 domande. Pensavo avesse finito, prego. Allora, ripeto, magari sono 2. Vabbè, risponda a queste 2, ne ho graziata una. Cioè. Allora, le altre 2 le ha capite? No, le prime 2 le ha capite? Assessore, non serve il suo aiuto, capisce l'italiano l'assessore Turchetto. Non occorre che intervenga sempre. Scusi, sto parlando con l'assessore Turchetto, non occorre che spieghi lei. Mi risponda alle 2 che ho fatto, grazie. Assessore, non ci sono altri interventi, a meno che non ci sono altri interventi, quindi la parola all'assessore Turchetto. Sì, allora, allora partiamo dal consigliere Sant'Antonio. No, in realtà ho già risposto perché non sono stati ricollocati 25 posti in centro, ma semplicemente perché partecipando a quella riunione famosa che abbiamo citato prima ci è venuto l'input da parte dei cittadini, di alcuni cittadini di Serravalle, di estendere lì la zona, quindi questa è stata la motivazione. Perché ne sono stati realizzati 50? Perché appunto il passaggio sostanzialmente di via Tandura da bianco a blu prevedeva all'incirca quel numero di parcheggi, quindi derivano da quella decisione. Poi passo al consigliere Darè. Sì, lei continua a chiamare, lei l'ha chiamata piazza dietro il municipio. Purtroppo è questo il punto. Questa è la differenza. No, ma Fasan ha usato un altro termine ancora che poi cito, ma è proprio questa la differenza tra me e lei, o tra noi e voi, se vogliamo, che voi considerate quella un di dietro, la piazza dietro il municipio, eccetera. Noi vogliamo dare dignità a quel luogo che si chiama Piazza delle Medaglie d'Oro. Piazza delle Medaglie d'Oro merita di essere riqualificata, è un luogo insicuro, era un luogo insicuro fino ad oggi, c'erano stati degli incidenti, c'era una situazione di promiscuità tra parcheggi e viabilità che non era più tollerabile sostanzialmente, e perché vorremmo che non fosse più un retro, vorremmo che non fosse più un di dietro, ma fosse una Piazza delle Medaglie d'Oro che abbia la sua dignità di piazza
Questa è la volontà. Spero proprio che lei non vinca proprio per questo motivo, perché si è promesso di riportare lì i parcheggi e di quindi ridare, di togliere dignità a quella piazza. Io spero proprio che lei la prossima volta non vinca, sinceramente. Questo è veramente un motivo fondante e fondamentale per cui mi auguro, perché bisogna dare dignità invece a quella piazza. È la piazza delle medaglie d'oro, non è il di dietro. Non è il di dietro del municipio, è una piazza urbana, è un luogo urbano che va valorizzato. Consigliere Posocco, allora dice il disco orario a Serravalle sono pochissimi. No, non è vero, noi abbiamo perimetrato la zona urbanisticamente rilevante a Serravalle, che comprende tantissime aree, tantissime vie che invece hanno il parcheggio libero, quindi gli stalli bianchi. Adesso io non ho quel calcolo preciso, ma le proporzioni credo siano più o meno uguali a quelle del centro. L'area urbanisticamente rilevante di Serravalle contiene un numero di stalli bianchi che grosso modo all'incirca, anche passando via Tandura Blu, continuerà ad essere nelle stesse proporzioni del centro. Qui c'è la piantina dell'area urbanisticamente rilevante di Serravalle e può dare un'occhiata anche lei, vedrà che è vero. Del distretto ho già detto prima, per cui non mi ripeto. Su piazza della Cattedrale, sì, d'accordo, raccolgo il suo invito. In realtà ci avevamo già pensato, sono in via di realizzazione alcuni stalli per disabili e quindi lo stiamo già facendo, insomma si tratta materialmente di realizzarli, ma era già una indicazione che avevamo dato agli uffici, quindi ben venga anche il suo input, ma ci avevamo già, come dire, pensato. Consigliere Botteon, lei dice se è d'accordo se ci fosse stato un piano. Io ripeto, ci stiamo muovendo all'interno di un contratto già in essere, quindi i margini di manovra sono minimi in realtà. Se gli stalli blu a Vittorio Veneto sono 500 e ne stiamo movimentando 50, stiamo ragionando del 10% e di più sostanzialmente non si riesce a fare perché abbiamo dei vincoli ben precisi, quindi non è che con questa operazione o con questi strumenti si possa fare la revisione del piano dei parcheggi. Si potrà fare quando scadrà questo contratto e si vorrà fare un nuovo appalto. Allora quella sarà l'occasione per rivedere completamente. Certo, si può comunque fare alcune revisioni, come consigliava anche il consigliere Dus, e quindi all'interno di questo contratto alcune revisioni si possono fare. Il piano globale, come dice lei, non è possibile farlo con questo contratto in essere, con questa gara d'appalto che è già stata fatta. La invito a considerare, lei dice manca la sicurezza per i pedoni, per i ciclisti eccetera, la invito a considerare che l'intervento di Piazza Medaglie d'Oro va in questa direzione. Certamente non risolve tutti i problemi, ma va assolutamente in questa direzione. Restituiamo uno spazio che era di asfalto insicuro a un giardino pedonabile con dei marciapiedi che oggi è sicuro. Il consigliere Maset chiede se è giusto che debbano pagare, relativamente agli istituti comprensivi, alla sede degli istituti comprensivi a Palazzo Poste, no? Ma come ho detto prima, i numeri degli stalli bianchi presenti nel centro sono tantissimi, quindi non è necessario dover pagare. Comunque quelli tolti sono a pagamento, quindi anche se c'erano quelli sarebbe stata un'offerta di stalli a pagamento, quindi non è assolutamente in contraddizione, è lei eventualmente che si contraddice con questo. Ripeto, rivendichiamo il fatto che invece un palazzo che ci avete consegnato vuoto oggi è invece pieno di attività, pieno di uffici pubblici, come deve essere in un qualsiasi centro cittadino. Un palazzo vuoto fa tristezza, un palazzo invece pieno di attività dà il senso della vita. È una piazza riqualificata assieme a uffici pubblici nuovi che hanno sede in quella piazza, ci dà il segno di una qualità urbana che prima non c'era. Appunto il consigliere Fasan è il di dietro, ma su di dietro posso essere di dietro del municipio, però non è un retro, non deve essere un retro, insomma ho già detto prima, deve essere un luogo che ha dignità. Per quanto riguarda invece l'intervento di Saracino, forse l'assessore Costa voleva dire qualcosa, sì, su Serravalle. Grazie. Sì,
Buonasera. Sì, volevo solamente fare una riflessione. Quella sera, il 25 settembre, c'ero anch'io perché si parlava di traforo, di rumori e quindi anche dopo di parcheggi. Posso solamente dire un aspetto positivo e uno negativo. L'aspetto positivo è che, diciamo, chi ha verbalizzato, l'ho trovato molto bene a favore, cioè rispetto agli argomenti trattati dal collega Turchetto. Nel senso che quando si parlava appunto dei parcheggi di via Tandura, e qua è riportato, per cui chiedevano che chi ha l'abbonamento ai parcheggi in superficie possa anche parcheggiare sui posti con disco orario, al che un paio di persone si sono alzate e hanno detto bene, allora tanto vale giustamente metterli a blu e quindi a pagamento e quindi utilizzare. Questa era proprio una richiesta, 2 persone avevano proprio esplicitamente fatto, e qua il verbale porta fedelmente, diciamo, quello che è stato detto. Dall'altra parte, di converso, io come assessore all'ambiente trovo una lacuna su questo verbale, nel senso che l'intervento lo faccio perché mi ha dato la stura il consigliere Botteon, perché sempre in merito alla sostenibilità, utenza debole e quant'altro, uso della bicicletta, io ricordo in quella seduta di aver chiesto al Consiglio di quartiere, invitato il Consiglio di quartiere a formulare una proposta su dove potesse essere collocata nel progetto dell'uscita del traforo, potesse essere collocata la pista ciclabile, se nella parte superiore o nella parte, diciamo, est o ovest. Ho avuto un paio di interventi, uno un attimo arrogante, l'altro che tralascio, l'altro che mi è stato detto ma possono utilizzare i tratturi, le capezzaglie che ci sono, per cui non occorre fare la pista ciclabile. Cioè, a me è dispiaciuto questo, perché questo era un invito a fare delle proposte, anche perché verrà fuori che fra 3, 5, 10 anni diranno ma chi sono stati quelli che hanno approvato quel progetto senza mettere dentro uno straccio di pista ciclabile. Ecco, avevo fatto questo invito al Consiglio di quartiere, però leggendo il verbale non ho visto riportato alcunché, però c'è sempre tempo per farla la proposta. Grazie. Grazie Assessore Costa. Assessore Denardi, per una precisazione. Sì, io ho apprezzato molto l'afflato morale, direi quasi il pathos mistico che ci hanno messo sia il consigliere Maset sia il consigliere Fasan a raccontare del dramma del monumento ai Fanti collocato nelle terga del municipio. Dimenticano però entrambi, o meglio, neanche latamente fingono di non sapere, soprattutto il consigliere Fasan, visto che è un Fante, che l'associazione del Fante ha apprezzato la collocazione del monumento in piazza Medaglie d'Oro, che loro definiscono non solo ambito centralissimo, ma anche pienamente coerente col ruolo del monumento, visto che la fanteria è l'arma che da sola ha raccolto la gran parte, anzi la stragrande maggioranza, delle medaglie d'oro al valor militare durante la Grande Guerra. Ora, posto che Piazza Medaglie d'Oro rappresenta quello che è il valore dell'arma di fanteria nella Grande Guerra, i Fanti, che forse un minimo di storia la conoscono più di voi, o che voi fate finta di non conoscere, hanno trovato che la collocazione di un monumento alto 3,5 metri, non alto 50 centimetri, fosse perfettamente coerente con quello che è appunto la storia dell'arma. E non solo lo hanno detto, lo hanno pure scritto. Allora, consigliere Fasan, io apprezzo tutti i suoi tentativi di creare un problema sulla collocazione nelle terga del municipio di un monumento del genere, ma quello non è il retro del municipio, è una piazza, punto. Peraltro con un nome che è forse il più grande e il più altisonante dal punto di vista della logica delle onorificenze che si possa attribuire a una piazza. Grazie Assessore per le sue precisazioni. A questo punto
metto in votazione. Metto in votazione gli emendamenti. Certo, bisogna illustrarlo. Nel momento in cui lo metto in votazione lo... Prego, prego, consigliere Posocco, si accomodi. Sì. La piantina. Allora, emendamento numero 1, come l'ha illustrato il consigliere Fasan. L'ha letto, quindi devo rileggerlo? Allora, emendamento da sottoporre: si dà mandato alla giunta comunale di valutare l'opportunità di modificare la delibera di giunta del 14-11 mobilità urbana, 2 punti. Delimitate area urbanisticamente rilevante a Serravalle, istituzioni di aree sosta a pagamento e aggiornamento tariffe per la sosta a pagamento in questo modo. Questo non fa parte della modifica. Cioè, questo è un dove viene inserito questo? No, penso che sia il titolo, solo che ha sbagliato a scriverlo. Questo è il titolo? È delimitazione invece che delimitate. Sì, allora è delimitazione. Delimitazione aree urbanisticamente rilevante, aree urbanistiche rilevanti a Serravalle, istituzione di aree sosta a pagamento e aggiornamento tariffe. Ha sbagliato a scrivere il titolo della... Ho capito, ho capito. Dopo i 2 punti... Ha sbagliato a scrivere il titolo della delibera. No, è copiato male. Ho capito, allora... Ha scritto delimitate invece che delimitazione. Manco mal che la copia. Vittorino, scusa, si dà mandato alla giunta comunale, questo non fa parte della delibera, è da qua che comincia a deliberare. Non l'ha fotocopiato, ecco. Qua. Ma è lo stesso? Allora, in che contesto? Lo stesso testo della mozione, però in questo modo non va inserito sul titolo. Io ho fatto il titolo della delibera, faccio riferimento alla delibera. Poi sotto, se vede bene, ci sono 2 linee in cui chiedo correggere quello. Non è difficile. Allora, mi spieghi come faccio io in un emendamento a scrivere, viste le valutazioni del Consiglio Comunale, di considerare positivamente l'opportunità di mantenere... Posso leggere io? Se mi far leggere io? Sì. Che fa testo questo qui? Questo qui è il titolo della delibera a cui faccio riferimento. È questo che va inserito dove? Questo qua. Nella delibera? Dove? Ma dove a caso? Sono le ammissibili, non se lo mette appunto. A caso? Sì, ma se non è ammissibile. Facciamo anche Messo sì, non è ammissibile. Non è che posso decidermi dove metterlo. No, ti ho detto, mettetelo dove volete. Boh. Allora, la risposta del consigliere Fasan è mettetelo dove volete. Però io, no, consiglieri, un attimo di serietà, io cerco di capire, per cui... Chiedo scusa, per cortesia. Allora, qui c'è una frase che è difficile che sia oggetto di un emendamento, comunque lo leggo. Viste le valutazioni del Consiglio Comunale di considerare positivamente l'opportunità di mantenere l'attuale forma di pagamento per i parcheggi di Via Martiri delle Libertà e di Largo Cavallotti, cioè che sia possibile per i possessori di abbonamenti mensili o annuali di poter parcheggiare con le attuali modalità.
Ma io devo capire che cosa devo togliere e che cosa devo aggiungere. Allora chiedo se questo è ammissibile, questo emendamento, se lei ci capisce qualcosa. Ma non è possibile così non è grammaticale. Se non è chiaro dove inserirlo, non è che può decidere il Presidente dove inserirlo. Ma in un emendamento io non posso chiedere, in un emendamento da inserire, inoltre si chiede alla Giunta, onde sostenere le attività commerciali prospicienti Largo Cavallotti e Via Martiri, di rendere non a pagamento la sosta nei suddetti stalli anche nei giorni festivi. Inoltre si chiede alla Giunta, non fa parte dell'emendamento. L'emendamento deve essere messo in forma grammaticalmente corretta. Se non mi dice dove inserirli non è ammissibile, questo non si capisce dove metterlo. Ma sto chiedendo, sto cercando di capire come renderlo ammissibile, come renderlo votabile. Se mi dice dove inserirlo, cosa togliere e cosa inserire. Quindi? Allora, ritengo che a domanda rivolta Sì, vabbè, ma nel senso dategli il tempo di scrivere. Allora, così come sono stati formulati e con la risposta che mi ha dato il consigliere Fasan, metti dove che te vuoi, non è ammissibile, l'emendamento non è ammissibile. Questa è la realtà. Allora, l'emendamento del consigliere Dus spero di non sbagliare, questo è l'originale, perfetto. Allora, nel titolo, che recita nelle prime righe, dopo i due punti, ritiro o revisione piano parcheggi delibera di giunta comunale numero 210, eccetera, il consigliere cancella ritiro o, quindi la mozione deve essersi letta, mozione due punti, revisione piano parcheggi delibera di giunta comunale numero 210, quindi togliere le parole ritiro o. Poi il premesso rimane immutato fino al considerato escluso, quindi i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 rimangono totalmente invariati. Dov'è la pagina? Eccola qua, perfettamente invariati. Il considerato viene tolto, considerato che le righe, considerato che riorganizzazione, pedonalizzazione è la strada statale 51, fino che avrà sul centro di Serravalle punto e virgola. Considerato viene eliminato. Poi, visto che dalla Convenzione tra Comune ed Abaco del maggio 2013 e al rigo successivo, preso atto che nella nostra città sono presenti 372 stalli a raso e oltre 127 stalli numerati, rimane immutato. Alla pagina seguente
viene tolto il ritenuto che, tenuto conto che e dato atto che. Questo viene stralciato, il Consiglio Comunale delibera. E qui leggo e cito le aggiunte di volta in volta. Di dare atto che le premesse siano parte integrante del presente atto immutato. Di dare mandato al sindaco, alla giunta comunale e agli uffici competenti, aggiunge e alla quarta commissione, di assumere tutte le azioni necessarie per, qui viene inserito, valutare la necessità o meno di revisione dei parcheggi del territorio comunale. Questa frase, adesso la rileggo, va a sostituire quanto precedentemente scritto fino a tutto il territorio del comune. Quindi il deliberato diventa questo: di dare atto che le premesse siano parte integrante del presente atto, punto e virgola, punto seguente. Di dare mandato al sindaco, alla giunta comunale, agli uffici competenti e alla quarta commissione di assumere tutte le azioni necessarie per valutare la necessità o meno di revisione dei parcheggi del territorio comunale. Punto. Com'è? Beh, questa è una sua valutazione. Ecco, ci sono chiarimenti, ho letto correttamente. Quindi a questo punto metto Io volevo chiedere, tecnicamente, con la delibera presentata da DUS, che è una nuova, sì, tutti gli emendamenti fatti la rendono un'altra delibera, la delibera di giunta rimane attiva o viene bloccata fino a quando non si fanno queste valutazioni? Perché da come l'ha scritta è come quella degli asili, cioè non cambia niente. Va avanti tutto come è già stato deciso dalla giunta e i cittadini vi ringraziano. Cioè, volevo capire questo, se quello che ha messo scritto DUS ferma la delibera di giunta o no. Perché se non la ferma... Sì. Ascolti. Allora... Cosa c'entra? Io ti ho mandato alla giunta di ritirare una delibera, posso? Tecnicamente. No, va bene. Posso rispondere? No, va bene. Facciamo Si può prima fare un attimo una di precisazione. Lei continua a parlare di delibera e qui siamo alle mozioni. Questa mozione. Mozioni sono prese di posizioni politiche, ok? Tant'è che non ci sono i pareri tecnici, Sì. proprio perché sono prese di posizioni politiche. Ok. Quindi non è un atto amministrativo che va a incidere in un atto amministrativo, a parte che ne sarebbero competenze diverse. Ma tanto per capirci di che strumenti stiamo utilizzando, di che istituti del regolamento stiamo utilizzando. Primo. Secondo, per quanto riguarda questa formulazione, andiamo al di là delle premesse, andiamo in quel che si chiede, d'accordo? Parte delle premesse, parte integrante, si dice di dare mandato al sindaco, alla giunta e agli uffici competenti e alla quarta commissione di assumere tutte le azioni necessarie per valutare la necessità o meno di revisione di parcheggi del territorio comunale. È generica. Non c'è nessuna previsione specifica di ritiro di una delibera o di altro. E poi toglie la parte relativa all'immediata eseguibilità tipica del discorso delibere, proposte di delibera, come le dicevo prima. Qui siamo nelle mozioni, ok? Quindi sta dando manforte alla giunta, la maggioranza a favore dei 50 parcheggi in più Serravalle e metterli a pagamento. Basta che lo dicano, la gente è qua, basta. Lo vogliono anche i consiglieri di maggioranza mettere ancora più parcheggi a pagamento, bastava dirlo. Non le solite fuffigne di cancellare tutto per non dire niente.
Allora, chiarito a sufficienza. Metto in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Dus. Favorevoli? Contrari? 7 contrari, 9 favorevoli. 7 e 9, 16. Chiedo scusa, astenuti? 1. Chiedo scusa, riepilogando, 8 favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto. 8 e 1, 9 e 7, 16. Bene. L'emendamento è approvato. Allora, questo è quello che ha presentato Posocco. Le fasi sono perfetto. Perfetto, questo è fuori tempo, non è più un emendamento. Quindi questo sarebbe la sostituzione dell'emendamento Fasan? valutativo, è una roba politica. Dai. Allora, consigliere, dove va inserita sta roba? Il deliberato è questo. Alla fine, dopo territorio del comune, dopo omogenea in tutto il territorio del comune. Sì. E si inseriscono questi due punti. Quindi Ormai è stato votato, cioè ormai il deliberato è quello di tutti. Se parte l'appello non si parte più con Cioè lo aggiunge quello di Dus? Il primo potrebbe stare, se volete lo leggiamo così valutate. no, io posso leggerlo. Posso leggerlo? Allora, inserire nel deliberato 1. Gli abbonamenti di qualsiasi tipologia e durata sono validi sugli stalli di sosta a pagamento di via Martiri della Libertà e di Largo Cavallotti. Ogni tipologia di abbonamenti dà il diritto alla riserva del posto. Cosa significa sta roba? Cosa significa questo? Ogni tipologia di abbonamenti. Ma non è la riserva del posto. Non è la riserva del posto. Ma non è materia di consiglio comunale. No, vabbè tutto, ma Dai, consigliere il secondo Posocco, punto per la correttezza. riserva del posto in italiano vuol dire che io ho l'abbonamento, devo trovare un posto libero. Per correttezza, leggo anche il secondo, si chiede che nei giorni prefestivi, ma si chiede, non può essere inserito, si chiede nei giorni prefestivi, sì, giusto? L'aggiunta, va bene, si chiede che nei giorni prefestivi siano resi liberi i parchi in Largo Cavallotti e via dei Martiri della Libertà. Bon. Metto in votazione l'emendamento del consigliere Posocco. Del consigliere Fasan, consegnatomi dal consigliere Posocco. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favorevoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 favorevoli, 3 astenuti, 6 e 3, 9, 9 e 7, 9 e 7, 16. Allora, no, calma. Allora, sono 6 contrari, 6 favorevoli, chiedo scusa, 6 favorevoli, 3 astenuti
e 7 contrari. 7 più 3 10 e 6 16, non approvato. Ok? Va bene? Non mi trovavo coi numeri. Scrutatori confermate, 6 favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, 1, 2 e 3. Quindi non approvato. Bene. Allora, metto in... Sì. Sì, sì. Quindi viene... È quello di Fasan. Questo? Non è passato. Sì, l'emendamento. Esatto. Boh. Allora, a questo punto metto in votazione la delibera così come emendata dal consigliere Dus con l'emendamento che è stato approvato con la mozione, metto in votazione la mozione con l'emendamento letto e approvato precedentemente. C'è una dichiarazione di voto? Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Non mi è stato risposto, Assessore Turchetto. No, ho 3 minuti per spiegare il mio voto, è complesso il mio voto, sapete tutti che ho meditato a lungo. Gli standard pubblici e la commissione che autorizza il posizionamento, non mi è stato risposto. Farò un'interpellanza nei prossimi consigli, così sarà di pubblico dominio. Poi mi rivolgo all'assessore Denardi, lei non ha fatto il militare. Ci sono 2 tipi di fante, il fante d'arresto come Costa e il fante d'assalto come io che ero della 151esima brigata Sassari, e le dirò Fasan, che... c'erano, ora c'è solo la fanteria di linee. No, c'è ancora la 151esima battaglione, ho fatto la Naia io a Sassari, ci mancherebbe altro. Ma lei non ha fatto il militare, non può sapere. La invito a continuare. Non ti preoccupare. E io ho fatto le gare a Sassari, io ero un bersagliere, ero un fante d'assalto. Tu eri d'arresto. Cioè, o era un bersagliere o era un fante, è una dei due. No, perché i bersaglieri cosa sono? Vede che non ha fatto la Si Naia. faccia la pace con se stesso. I bersaglieri comunque- sono una specialità dell'arma di fanteria. Vabbè, Formalmente se all'assessore vede che una Denardi, volta era all'assessore così, adesso è Costa, cambiato. di non disturbare l'intervento del consigliere Fasan. Grazie. La ringrazio. Comunque il mio voto sarà sicuramente contrario e sono sicuro di essere nel giusto perché non ho visto nessun intervento del consigliere Carnelos che questa volta si è defilato, non ha potuto sostenere una cosa insostenibile. Pertanto sono sicuro di essere nel giusto. Grazie. Grazie consigliere Fasan. Consigliere Dus, prego. Sì, no, nonostante le 3 ore di dibattito su questo tema, che secondo me hanno un po' deviato l'attenzione, io ho cercato di proporre un emendamento perché il problema fondamentalmente, nonostante i deliri che si sono sentiti questa sera, è un problema che esiste ed è sentito, che riguarda i commercianti, chi usufruisce degli spazi pubblici e i residenti, in uno spazio ristretto che è quello di Serravalle, con dei problemi sì di parcheggio che si verificano soprattutto alla sera, cioè che la gente non sa dove parcheggiare, ma anche per chi dopo deve fare... e quindi vabbè, la faccio molto breve. Ovviamente sostengo quello che ho presentato, nel senso che il mio emendamento è stato accolto, per cui la mozione è così, io la voto ed è accoglibile, credo anche dal mio gruppo. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, per l'ennesima volta Dus si dimostra parafulmine della Giunta perché la salva andando a snaturare una mozione rendendola inefficace, perché con questa mozione presentata da Dus, e gli faccio i complimenti,
ha fatto il gioco della giunta, cioè mettere parcheggi in più a pagamento e ne pagheranno i cittadini. Quindi cittadini, come ho detto l'altra volta, guardate in faccia questi consiglieri e diteli grazie per aver aumentato di 50 posti a pagamento Serravalle. E io onestamente, se fossi in voi, un po' di vergogna la proverei, perché state speculando per fare qualche soldo in più sui cittadini, imponendo una nuova tassa, cioè nuovi parcheggi in più. Questo dimostra che siete antipopulisti e dimostra che questa città non siete degni di amministrarla e la state regalando alle prossime forze politiche, perché penso che fate soltanto scelte che vanno contro il volere della gente. Preciso, ci sono dei verbali scritti e deposati in comune ai consigli di quartiere che erano contrari, quindi abbiamo scoperto che per la volontà di 2 persone avete messo 50 posti in più a pagamento a Serravalle. Questo è tutto registrato, complimenti, state rovinando una città. Grazie consigliere Saracino. Consigliere Maset. Grazie. Anche il nostro voto sarà logicamente contrario. Da una parte non ho sentito la maggioranza intervenire stasera, a parte l'emendamento del consigliere Dus, che ha di fatto stravolto questa nostra mozione che avevamo presentato. Quindi noi, come dire, davamo ascolto a quello che era la voce della città e dei cittadini per quelle che erano le loro sacrosante esigenze, e con la mozione del collega Dus invece noi ridiamo, o come posso dire, lasciamo appunto carta bianca alla Giunta. Quindi la nostra mozione è stata, che era così, tra virgolette, una bomba nel senso buono, nel senso che voleva farvi prendere coscienza di quello che stavate facendo, è stata disinnescata, e quindi niente, è chiaro che il nostro voto sarà contrario, ma il vostro voto favorevole va, come diceva sia il collega Fasan che il collega Saracino che mi hanno preceduto, lascia invariato. Quindi noi stasera abbiamo fatto, a questo punto abbiamo cercato di fare sto tentativo per farvi ritornare sulla vostra decisione, ma non ci siamo riusciti. Quindi chiaramente la città di Vittorio Veneto saprà poi valutare anche questo ennesimo intervento. Grazie. Consigliere Botteon. Grazie Presidente, anche il mio voto è contrario quindi all'emendamento, e quindi è una contrarietà che si estende alla delibera di giunta da cui è nata la mozione di oggi. Contrarietà perché, come ho detto, è una delibera, quella di giunta, che crea dei disagi a cittadini, e anche a cittadini che hanno problemi, in assenza di un piano generale di miglioramento della vivibilità di Vittorio Veneto. Perciò il mio voto è contrario. Ultima parentesi, parlare di lobby è bruttissimo, parlare di categoria, di insegnanti e altre categorie, e poi il mio intervento precedente non era riferito, come ho concluso in maniera chiara, agli insegnanti, ma a chiunque lavora a Serravalle. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Sì, anche per Forza Italia ovviamente non può che essere un voto contrario, in quanto la delibera è stata completamente stravolta dall'emendamento del consigliere Dus, che ancora una volta si dimostra, io non dico il parafulmine, ma la stampella della Giunta. Quindi viene in soccorso a determinati atti che portano disagio alla città, e abilmente, stravolgendo le mozioni della minoranza, è riuscito a capovolgere una situazione che non doveva finire in questo modo, in sostanza. Quindi il voto è contrario. Grazie. Finite le dichiarazioni di voto, metto in votazione la mozione così come emendata, con l'emendamento Dus approvato precedentemente. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto.
7 contrari, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contrari, 8 favorevoli, 8 e 1, 9 e 7, 16. (8, 1, 9 e 7, 16). Quindi la mozione è approvata. Ringrazio i consiglieri e De Bastiani, Bersier e Sonego. Allora mi dice il messo comunale che ci sono già tagliati 2 panettoni, quindi nonostante la battaglia consigliare ci facciamo gli auguri di Natale. Quindi se i consiglieri vogliono fermarsi un attimo.